E ci corre l'obbligo di avvisarvi che i lavori sono trasmessi attraverso Meet e sono persino registrati, quindi se qualcuno di voi avesse qualcosa in contrario, insomma, tenga presente che è in corso questa registrazione. Dopodiché passo la parola a Salvatore Costantino che presiede questa seduta. In apertura poche parole sul convegno, prima degli indirizzi di saluto, e comincerei proprio dal tema che in questo convegno affrontiamo: democrazia, conoscenza e sviluppo, che sono i tre temi fondamentali, sono alcuni dei temi fondamentali del pensiero di Danilo Dolci, che ne fanno un protagonista del Novecento. Questo rapporto tra processi conoscitivi, qualità della democrazia, organizzazione della democrazia e della società civile sono aspetti fondamentali di quello che io definirei l'anima viva del pensiero di Danilo Dolci, che proprio consiste nella pluri- e transdisciplinarità, interdisciplinarità, nel senso che c'è un intreccio tra il pensiero, l'azione e l'organizzazione della cultura. Viene in mente subito quello che ne pensa Edgar Morin su questo, che parla di organizzazione della cultura per superare questi saperi separati, questi in un momento in cui il pensiero sempre più ha un rapporto globale, con una realtà globale, nel momento in cui affrontiamo problemi, la società cosiddetta digitale affronta problemi di grande importanza, e in cui proprio la collaborazione tra le scienze diventa fondamentale. E questo è un messaggio fondamentale oggi, superare questi saperi disgiunti, dice giustamente Edgar Morin. E mi fa piacere sottolineare in questo momento, di fronte a un pubblico veramente di giovani, che devono aprirsi a questo, a pensare nella società digitale nel modo diverso e nel modo in cui si possa costruire che cosa? Una società diversa, perché la società fondata sulla paura e sulla separazione tra i saperi, diceva un sociologo troppo presto dimenticato, diventa per molti versi una non società, e noi stiamo vivendo in questa situazione. Bisogna evitare di pensare Danilo Dolci in frammenti, come spesso avviene, cioè Danilo Dolci che di volta in volta educatore, poeta, talvolta musicista, il Gandhi della Sicilia, eccetera. Pensarlo attraverso proprio questa azione, questa sua capacità di considerare, come lo considera Morin, la cultura come organizzazione. È un aspetto che è importante, questo, l'organizzazione della cultura, e soprattutto la capacità di creare la rete, la rete che è uno degli aspetti fondamentali. Le reti che presto diventano reti non solo di carattere locale e nazionale, ma diventano anche reti di livello internazionale. Ma comunque bisogna considerare l'azione all'opera di Danilo proprio in questo quadro, nel quadro di una grande cooperazione a livello internazionale. Concludendo queste brevi notazioni introduttive, volevo dire, non introduttive, ma di riflessione sul convegno, sul significato di questo convegno, vorrei, a proposito di questo grande processo
di cooperazione locale, nazionale e internazionale, vorrei dire quanto dice Goffredo Fofi, concludendo. Parlando di questa importante azione collettiva dal basso, dice che fu dovuta proprio anche alla presenza di pochi ma determinati operatori sociali o volontari, o come forse sarebbe più giusto definirli, sollecitatori dal basso delle forme di democrazia diretta e di responsabilizzazione di tutti nei confronti della cosa pubblica, di educatori, nel senso di responsabilizzazione di tutti nei confronti non solo della cosa pubblica, ma anche per far esprimere i singoli e la comunità, per far emergere dalla comunità le loro migliori energie. Si è assistito in questo senso, a suo tempo, a uno straordinario esperimento di democrazia dal basso e di lotte di popolo. Passiamo, dopo questo piccolo, ai saluti, e darei la parola subito, mi pare che al professor non c'è. Direi al professor Salvatore Nicosia, che è il presidente dell'Istituto Gramsci. Il mio saluto consisterà nel dirvi brevemente quale fu lo sconvolgimento nella prassi politica e sociale, negli interventi politici e sociali dell'Italia, di questa città, meglio della Sicilia, all'inizio degli anni 50, e quale sconvolgimento portò in queste forme della comunicazione, dell'intervento politico, quale sconvolgimento portò Danilo Dolci. Era qualcosa di totalmente diverso. L'istanza da cui partivano le forze democratiche di sinistra, il Partito Comunista e Danilo Dolci era la stessa, ma le forme in cui si realizzava erano profondamente diverse. Era la stessa, cioè era la giustizia sociale, era liberare la Sicilia dalla mafia, era consentire un minimo di vita possibile a masse contadine, soprattutto che non l'avevano. I metodi erano diversi. La sinistra interveniva dall'alto in qualche modo, cercando di coinvolgere, ma rimaneva sempre differenziata rispetto alle persone, agli interlocutori, alle persone a cui si rivolgeva. Danilo Dolci si immerse totalmente in questa realtà, totalmente nel senso più totale possibile, cioè nel senso che venne qui a Partinico, a Trappeto, poi, e faceva la stessa vita, esattamente la stessa vita degli altri, viveva con gli altri, viveva come gli altri esattamente. Si sposò anche con una donna del luogo, e questa era una profonda differenza. C'era questa. Un'altra differenza era che l'intervento della sinistra era soprattutto politico e sociale. Nel caso di Danilo Dolci era politico, sociale e culturale, cioè non c'era soltanto la soluzione di problemi pratici, la costruzione della diga sullo Jato, c'era anche una comunanza di vita che includeva una profonda penetrazione culturale, una organizzazione culturale, nel senso che le persone dovevano parlare, dovevano imparare ad esprimersi, e così dovevano parlare, perché i contadini non hanno mai parlato molto, sono stati di poche parole, perché è anche un lavoro non collettivo, non è la fabbrica dove si svolgono le stesse. I contadini erano caratterizzati da un profondo isolamento e non avevano l'abitudine di parlare, e quindi Danilo Dolci li costringeva a narrare la loro storia, a prendere consapevolezza della loro storia, a capire qual era la loro situazione, a rendersene conto. Era una profonda differenza con la sinistra. Ci sono tante altre
distanze fra i due per esempio, la sinistra praticava lo sciopero, cioè lo sciopero significava non si lavora. Danilo Dolci era per lo sciopero al contrario, cioè bisognava lavorare. Questo significa, a dire la verità, c'era anche nel mondo contadino una cosa del genere, ed era che nell'occupazione delle terre si aravano le terre, cioè andavano in un luogo i contadini e cominciavano con l'aratro, lento quanto mai, perché era una specie di crocifisso che era l'aratro a chiodo, e facevano dei solchi. Naturalmente finiva lì la questione, mentre invece quando Danilo Dolci faceva scioperare, aggiustavano una strada, cosa che si poteva fare in un giorno o due. Con l'agricoltura questo non era possibile, ci voleva uno sciopero di tutto l'anno, perché prima di raccogliere il frutto di quello che avevano seminato, naturalmente non era possibile farlo, non era un'operazione solo, era una presenza costante. Quindi da questo punto di vista c'era una profonda differenza fra le due cose, anche se l'idea di lavorare in qualche modo, lavorare coincide col verbo siciliano lavorare, che significa arare. Arare è lavorare esattamente come il lavoro per antonomasia, e quindi queste sono due situazioni che hanno portato a risultati diversi. Qualcosa è cambiato, però Danilo Dolci ha dato l'esempio di una possibilità straordinaria di rapportarsi alle persone, straordinaria, che non si può seguire, perché non tutti sono visionari ma anche concreti come era Danilo Dolci. Quello che ha fatto è importante e noi per questo facciamo bene a ricordarle e a dedicargli un convegno nel centenario della nascita. Vi ringrazio. Allora la parola a Vincenzo Schiripa per l'introduzione. Grazie. Grazie al Presidente dell'Istituto Gramsci per questa introduzione non di circostanza, e grazie all'Istituto per la disponibilità a ospitare il primo pomeriggio di questo seminario. Grazie anche a chi è arrivato adesso e ha trovato una sistemazione. Insomma, per gli organizzatori di un convegno, quando arriva più gente di quanto si pensava, è una bella notizia. Speriamo non sia troppo scomodo per voi. In caso fateci un segnale e proviamo a organizzare diversamente. Allora, io ho poco da aggiungere a quello che è stato detto finora, se non una piccola constatazione e un paio di corollari di questa constatazione. La constatazione è che quando si parla di Danilo Dolci è facile che il magnetismo, no? Ma magnetismo non come figura retorica, come, no? Voi pensate, provate a visualizzare cosa succede quando accostate a della polvere di ferro, a degli spilli, un magnete, e veramente succede che persone che fanno cose diverse, si occupano di cose diverse, studiano con strumenti diversi, trovano un terreno di confronto, e uno può dire sì, perché un leader, cioè una persona che ha lasciato un esempio, che ha coltivato un interesse attivo, sincero ed efficace per le persone, per quello che fanno. Diciamo che nel nostro caso c'è anche un'altra componente. Col passare del tempo ci siamo resi conto, sia grazie al lavoro che hanno fatto coloro che hanno tenuto viva la memoria e coltivato gli scritti, le opere, fatto ripubblicare, c'è il Centro per lo Sviluppo Creativo che ha pazientemente, in una stagione in cui c'era un po' da ricostruire una memoria pubblica di Danilo Dolci, fatto tanto perché si potesse tornare a leggere e a trovare le sue opere in libreria, sia l'interesse di percorsi di studio diversi, e noi non riuscivamo in 2 giorni a rappresentarli tutti, speriamo di averne catturato un campione significativo. Al momento in cui questi studiosi si mettono assieme parlando linguaggi diversi, succede che di solito c'è una curiosità reciproca che porta anche il livello del confronto interdisciplinare verso l'alto. In che senso? Noi possiamo fare
confronto interdisciplinare, svestendo i panni delle nostre arti, del nostro artigianato di studiosi, e questo a volte capita, no? Quando cominciamo a parlare di argomenti di comune interesse, ma magari pensiamo che per dialogare con gli altri dobbiamo usare un po' meno rigore, un po' più di favella, insomma. Invece quello che succede in casi come questo è che il rigore che richiede un confronto fra specialismi diversi di solito ci responsabilizza, ci dà la possibilità anche di esercitare una curiosità reciproca. Nel modo in cui è cresciuto questo convegno, con un progetto che piano piano ha assunto una forma diversa da quella iniziale, anche grazie a quello che ciascuno delle persone interessate, degli esperti, alcuni dei relatori che sono qui hanno contribuito attivamente a costruirlo, ci fa pensare che nel nome di Danilo Dolci ancora oggi sia possibile darsi degli obiettivi comuni di ricerca che facciano onore anche al rilievo storico del personaggio, al di là del suo magnetismo, al di là del fatto di essere stato capace di attrarre energie vive. Quello che dobbiamo provare secondo me noi è dimostrare che noi su questo siamo disponibili a darci degli obiettivi di studio esigenti, perché è una stagione che non è stata ancora del tutto raccontata, che va ancora esplorata anche per quello che è stato il suo seguito. C'è ancora molto da studiare, c'è ancora molto da dirci, e credo che alcuni degli interventi che già questa sera avremo l'occasione di sentire potranno darci delle piste illuminanti su... Comincerei da questa domanda: com'è che a un certo punto la Sicilia è diventata di una centralità, non nella storia della mafia e dell'antimafia, come spesso ci diciamo, non nella storia dello sviluppo e del sottosviluppo, ma nella storia di una messa a fuoco di stili di mobilitazione collettiva che è sorprendente a pensarci adesso. È una storia che va studiata tenendo presente l'esempio sicuramente fuori dal comune, il percorso biografico di Dolci, ma anche il contesto che accolse l'opera di Dolci, che non era un contesto che si presta a essere letto con categorie frettolose, e anche la rete di interlocutori che si ritrovarono attorno a quell'esempio, che si ritrovarono e produssero qualcosa. Probabilmente la sua intuizione più preziosa è che c'era uno sviluppo endogeno, c'erano delle iniziative, è brutto dire dal basso, non erano dal basso, c'erano delle energie che mettendosi in collegamento potevano generare cambiamento, semplicemente anche cominciando a vivere dentro i loro mondi di riferimento un altro stile di relazioni. Non solo fare altre cose, ma farle assieme in modo diverso. Ecco, io non so se questo parla alla vostra esperienza di studenti, di docenti, di educatori, di ricercatori. Secondo me sì, no? Quindi non solo a livello di coscienza morale del nostro ruolo, ma anche a livello di soddisfazione intellettuale che si può provare esplorando piste di questo tipo. Credo che il modo in cui siamo arrivati a questo appuntamento, insomma, ci dia dei segnali incoraggianti in questo senso, quindi buon convegno e buon lavoro. Grazie Vincenzo. Allora, così passiamo alle relazioni. Mi pare che la prima è quella di Andrea Miccichè e Manuela Patti. Vedo Manuela Patti, non so se entrambi sono presenti, che faranno una relazione su uno spazio politico nella Sicilia in trasformazione. Prego. Allora, buonasera a tutti, cercherò di stare nei tempi, nei 15 minuti, che sono pochi, ma dobbiamo farceli bastare, poi, anche perché poi diventiamo noiosi. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questo convegno, opportuno, effettivamente si è parlato poco di Danilo Dolci in occasione del centenario, quindi questa iniziativa, devo dire, è più che lodevole, questa è una premessa che va fatta. Perché, come dicevo, mi ricollegavo a quello che dicevo prima, innanzitutto il percorso, la biografia di Dolci è una biografia eccezionale per molti aspetti.
anche se è compito mio quella di, perché questo mi è stato chiesto, di collocare questa biografia nel suo contesto storico, in relazione a una stagione politica e sociale in cui si colloca l'opera di Dolci. Allora, il primo punto, la premessa, è quella di non considerare l'azione e l'attività di Dolci come una specie di corsa solitaria in contrapposizione al potere pubblico. Ovviamente per certi versi lo è, perché come dire, le sue vicende processuali testimoniano di una serie di conflitti che lui ha, che poi lo vedono soccombere in molti casi, con varie condanne, fino poi al processo degli anni 60 in relazione alla querela di Calogero Volpe e di Bernardo Mattarella. Quindi c'è questa versione, questo aspetto. Però questa è solo una parte del discorso, perché in realtà Danilo Dolci è protagonista di un'azione politica che è impregnata di idealità, ma che è sempre estremamente pragmatica. Cioè dietro la manifestazione anche radicale, lo sciopero alla rovescia, lo sciopero della fame, lo sciopero alla rovescia in realtà era già una pratica che era abbastanza comune quando si faceva l'occupazione delle terre, però lo sciopero della fame, ma dietro tutte queste, i convegni che attirano persone da tutto il mondo, dietro il Borgo di Dio, tutte queste iniziative sono sempre estremamente pragmatiche, perché partono dall'analisi della miseria, no? Della società siciliana, di una parte della società siciliana, di un pezzo di territorio siciliano, ma hanno sempre l'obiettivo molto pragmatico di chiedere obiettivi molto concreti. E questi obiettivi li possiamo ricondurre in due categorie che sono strettamente correlate: infrastrutturazione del territorio, che è una parola brutta però rende l'idea, tra l'altro una questione ancora attuale nella Sicilia del 2024, e poi l'altro tema è lo sviluppo. Lo sviluppo inteso in tutte le sue forme, lo sviluppo economico, la modernizzazione delle campagne, lo sviluppo industriale, lo sviluppo delle coscienze, l'alfabetizzazione, il garantire opportunità a tutti. La parola sviluppo contiene tutto. Ora, come dobbiamo leggere l'attività di Danilo Dolci? La dobbiamo collocare in un periodo storico, in una stagione politica in cui questi temi fanno parte della discussione pubblica. E partiamo dall'inizio, dalla stessa esistenza dell'autonomia. Qui abbiamo fatto più volte, più convegni, ma l'ultimo è stato a maggio, sul periodo 43-46, abbiamo parlato anche di questo. L'autonomia siciliana nasce come diciamo, in maniera eccezionale rispetto a tutti i processi autonomistici europei, compresi i processi autonomistici italiani, perché si realizza prima che si attivino i canali democratici, cioè prima delle elezioni democratiche. Abbiamo un Parlamento europeo prima che sia vigente la Costituzione italiana, e tutto questo è legato a aspetti congiunturali che non ho il tempo di descrivere. Ma se non c'è un fondamento democratico rispetto all'autonomia, qual è il fondamento dell'autonomia siciliana? Il fondamento dell'autonomia siciliana, la legittimazione in ultima analisi, è il conseguimento, il raggiungimento dello sviluppo. Lo sviluppo, l'autonomia è lo strumento che la Sicilia, il popolo siciliano, che non significa nulla, è una formula politica, è lo strumento che il popolo siciliano si dà per raggiungere lo sviluppo. Quindi partiamo da questo. Questa è una stagione autonomistica in cui la regione è l'ente, il soggetto che si pone come fondamento della sua azione, della sua legittimazione, il fatto di realizzare lo sviluppo. E questo avviene concretamente. 1950, la riforma agraria, che vabbè è stata la storiografia l'ha commentata in varie maniere, ma certamente mette in campo energie, crea un mercato fondiario. Io stesso sono nipote e si unisce ad altri processi, tipo i processi migratori. Mio nonno va in Venezuela, sta 3 anni lì, lavora 4 anni, fa 4 anni di migrazione, torna e si compra il terreno che non avrebbe mai potuto comprare in passato. I flussi non è molto spesso c'è la logica, la riforma agraria, i flussi migratori sono la dimostrazione del fallimento della riforma. No, queste sono cose che si legano insieme, perché
Basta parlare con i nostri nonni per sapere che i flussi migratori, mercato fondiario, acquisto delle terre vanno insieme. E questo è il primo punto, la prima legge importante che viene approvata all'Assemblea regionale con l'opposizione e le sinistre, ma poi saranno le sinistre a rivendicarle e a difendere l'applicazione della riforma agraria come aspetto fondamentale. Basta guardare la propaganda di tutti gli anni 50 sia del Partito Socialista che del Partito Comunista. Nel 50 abbiamo altri provvedimenti importanti, quelli che riguardano lo sviluppo delle industrie, l'IRFIS, che è ancora un soggetto importante oggi nell'erogare finanziamenti alle industrie, la legge sugli idrocarburi, sul petrolio, che è una legge importante perché attira capitali privati e pubblici nel corso degli anni 50 e, piaccia o non piaccia, una parte del processo di industrializzazione siciliano si sviluppa in relazione a queste normative. E se andiamo a guardare i dati ancora oggi riguardo al PIL siciliano, vediamo che ancora, fino a pochi anni fa, il PIL siciliano era prodotto fondamentalmente da questi comparti chimico-petrolifero, quindi aree di Siracusa, aree di Gela. Ora ovviamente non è più così. Quindi sono leggi importanti. Andiamo avanti. E tutto questo avviene mentre comincia l'azione di Danilo Dolci. Vedete, nel 1952 la fondazione del Borgo di Dio, c'è lo sciopero della fame per la morte di Benedetto Barretta, poi ci sono le prime pubblicazioni importanti. Se andiamo poi, vado molto rapidamente perché ho poco tempo, se noi andiamo alla cosiddetta terza stagione dell'autonomia, cioè il periodo che va dal 1955 al milazzismo, anche qui, quando collochiamo le più importanti battaglie di questi anni, che sono la protesta del gennaio 56 a San Cataldo, alla spiaggia di San Cataldo contro la pesca di frodo, lo sciopero alla rovescia nei pressi di Partinico, poi il congresso sulle iniziative nazionali e locali per la piena occupazione che attira personalità da tutto il mondo, quindi non è una questione di poco. Ecco, questo periodo del 55 e 57 è un periodo che coincide con una grande mobilitazione autonomistica a favore dello sviluppo. Abbiamo il governo Alessi, che è un governo democristiano, di un importante esponente democristiano, che è il primo governo, diciamo, potremmo definire di centrosinistra non organico, anche se dura poco questa cosa. Cioè, inizialmente i socialisti appoggiano questo governo perché ha un'impostazione planista, perché vuole varare, ha proposto una serie di norme, una legge sull'industrializzazione che piace alle sinistre, poi in realtà questo rapporto virtuoso con le sinistre, soprattutto con i socialisti, insomma, dura poco. Ricordiamoci, se andiamo a guardare il giornale L'Ora di quegli anni, è il giornale che più entusiasticamente accoglie questa esperienza politica. E tutta la campagna politica, tutta la discussione pubblica in questi anni è tutta incentrata sui temi dell'autonomia e dell'industrializzazione. Qui non abbiamo il tempo, ma se noi vedessimo la produzione documentaristica di questi anni, dal 54 fino al 60, è una produzione documentaristica che racconta, è una narrazione esattamente contrapposta, apparentemente, a quella di Danilo Dolci. È il racconto delle grandi trasformazioni dell'isola, che sono trasformazioni concrete, dighe, strade, scuole, nuovi quartieri e case popolari, sono trasformazioni radicali, processi di riurbanizzazione di gran parte delle grandi città, sono tutte grandi trasformazioni che vengono in qualche modo raccontate e narrate e fanno della Sicilia degli anni 50, di questi fine anni 50, la punta di lancia del processo di trasformazione del paese. Attenzione, sono due narrazioni che sembrano contrapposte, la narrazione della miseria e la narrazione dello sviluppo. In realtà sono due narrazioni, e questo lo sa bene Silo Salabini, ma lo sa bene anche Danilo Dolci. Sono due narrazioni che stanno insieme. Perché? Perché i processi di trasformazione, Silo Salabini lo sa bene, che viene in Sicilia proprio perché c'è Danilo Dolci, i processi di trasformazione lasciano indietro dei pezzi e portano avanti degli altri in un processo che è graduale. E quindi noi abbiamo una situazione in cui abbiamo grandi trasformazioni nelle aree urbane, ma anche nelle aree rurali, ma anche ancora pezzi di arretratezza che poi vengono fuori con forza dalle analisi di Danilo Dolci. Ma queste due
queste due Sicilie, io quando parlo con i ragazzi faccio vedere generalmente entrambe le cose. Danilo Dolci, Banditi a Partinico, Spreco, e poi questi documentari. Gli chiedo qual è vero tra queste due narrazioni e quali sono false, perché entrambe sono vere ed entrambe sono parziali. Entrambe sono vere, entrambe sono parziali. E attenzione, in questi anni appunto abbiamo varie narrazioni della Sicilia, che sono tutte incentrate sullo sviluppo, sulla richiesta di sviluppo. C'è la narrazione del potere, la narrazione democristiana, che è una narrazione che racconta solo la trasformazione in positivo, tutto quello che è stato fatto. Ora vedremo qualcosa, perché prenderò proprio un documento che è Sicilia 1958, che viene presentato proprio in relazione alla più importante legge che viene fatta in questi anni, che è la legge sull'industrializzazione del 57, che viene approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana. E vedremo quali sono queste realizzazioni, però la narrazione della Sicilia è una narrazione desarrollista, potremmo dire, in cui la DC rivendica i successi che ha ottenuto. Contemporaneamente c'è la narrazione delle sinistre, c'è un bellissimo documentario del 59 dei fratelli Taviani, che è un documentario di propaganda. Veniva proiettato nelle sezioni del Partito Comunista, si intitola Sicilia alla dritta, forse qualcuno l'avrà visto, in cui c'è Ignazio Buttitta che cosa fa? Racconta la Sicilia della miseria con toni e analisi che potrebbero essere tranquillamente presi da uno dei tanti volumi pubblicati da Danilo Dolci, e dall'altro canto però racconta le trasformazioni della Sicilia che si sono avute grazie al milazzismo, perché in quella fase il Partito Comunista appoggia e vede nel milazzismo, che cosa? Un governo autonomista, quella speranza, lo strumento per ottenere quello sviluppo che è il fondamento stesso dell'azione politica delle sinistre in Sicilia in quegli anni. Quindi due narrazioni, da una parte la narrazione della... Sì, perfetto, sto nei tempi. La narrazione delle realizzazioni, dall'altra la narrazione delle realizzazioni che non sono state fatte, perché c'è la miseria, ma che si stanno facendo grazie al milazzismo e grazie all'autonomia. E poi ovviamente c'è la terza narrazione, che è quella che invece troviamo in Danilo Dolci, che è una narrazione un po' diversa, perché anche le idee che stanno alla base di quella narrazione sono diverse. C'è la tensione dal basso, quelle forme di democrazia, l'attenzione, diciamo, agli aspetti comunitari, che ovviamente sono presenti solamente in parte nel messaggio, diciamo, torno a dire una parola, un termine forse poco, che potrebbe essere discutibile, desarrollista della sinistra siciliana. E andiamo a guardare quali sono queste realizzazioni, perché effettivamente queste realizzazioni stanno trasformando e assomigliano molto alle richieste, no? Per esempio prendiamo la rivendicazione per eccellenza degli anni 50, la diga sul fiume Iato, che è uno dei cavalli di battaglia delle proteste di Danilo Dolci. Ma questa sta dentro un contesto in cui nel frattempo sono state fatte la diga del Disueri, del Carboi, di Trinità, di Ancipa, del Fanaco, di Pozzillo, dello Iassa, del Mela e di Nicoletti. Attenzione, sono tutte le dighe che ancora oggi ci permettono, ora un po' di meno, di avere acqua nei rubinetti. Vengono fatte, infinite o progettate in quegli anni. Abbiamo la costruzione di 2000 km di rete stradale, le trasformazioni nel bene e nel male prendiamo Catania, la circonvallazione, la cittadella universitaria, la strada che va dal lungomare fino alla praia, sono tutte costruzioni, sono tutte progettazioni che vengono fatte in quegli anni. La stessa cosa su Palermo. Poi, chiaro, qui si apre un discorso su quali sono le contraddizioni di questi modelli, ma lasciamolo da parte queste qui, perché e chiaramente si apre sul sacco di Palermo, sul sacco di Catania, si apre tutta una discussione che non finisce mai. Abbiamo costruzione di acquedotti, 33 miliardi di lire, che sono cifre importanti per la costruzione di 326 acquedotti comunali. Abbiamo i vani di edilizia popolare, in particolare alcuni casi eclatanti, casi di Scicli, dove ci sono ancora gli aggrottati, anche questo è un tema che ottiene grande eco nell'opinione pubblica. E poi abbiamo i fondi per le scuole, per l'istruzione elementare, i primi investimenti che vengono fatti nel settore turistico, l'aumento del 63% della superficie boschiva, tutta una serie di dati, non ve li snocciolo, che però ci fanno capire che è in atto un processo di trasformazione sull'onda
di questa tensione verso lo sviluppo che caratterizza con forme differenti, con contenuti differenti e con implicazioni molto differenti, perché poi sulla democrazia cristiana bisognerebbe aprire su queste implicazioni tutto un discorso che non apriamo, che però stanno trasformando la Sicilia. Andiamo, e queste cose vengono poi come dire, descritte qualche anno dopo proprio da Silos Labini con un importante Problemi dell'economia siciliana che viene pubblicato nel 66, un lavoro molto importante che racconta proprio queste trasformazioni. Ricordiamo per esempio il bellissimo saggio sulla figura del nuovo operaio, no, che nasce nella zona di Priolo, di Melilli, della Sicilia orientale. E ovviamente tutto questo in un quadro che è il quadro però di cui parliamo in questi giorni, no? Carlo Levi scrive questo bellissimo pezzo, no? E descrive il quartiere Cascino, dove c'è lo sciopero della fame di Danilo Dolci, che diciamo, racconta bene, no? Questo livello di questi due aspetti, la miseria e lo sviluppo che stanno insieme. E arriviamo ai fatti del luglio 60, con cui vorrei concludere il mio intervento, perché i fatti del luglio 60 sono veramente importanti per varie ragioni. La prima, innanzitutto sono anticipati il 28 e il 29 aprile dal convegno sulle condizioni di vita e di salute nelle zone arretrate della Sicilia orientale, che si svolge a Palma di Montechiaro, ma che analizza sia la realtà di Palma di Montechiaro sia la realtà di Licata. E questo è un aspetto importante, perché proprio Licata sarà uno dei teatri in cui si svolgono i fatti del luglio 60. Allora non ho il tempo di sintetizzare i contenuti della protesta antitambroniana, ma in estrema sintesi il governo Tambroni, appoggiato dal movimento sociale, produce una serie di proteste in tutta Italia che poi insomma vengono generalmente ricondotte ai fatti di Reggio Emilia, perché noi generalmente raccontiamo queste vicende dell'antifascismo sempre con una visione settentrionalista, quindi al sud non succede mai niente, ma in realtà sugli 11 morti, la maggior parte dei morti li abbiamo in Sicilia, 4 sono a Palermo, 1 a Catania e 1 a Licata. Quindi, però il contenuto dei fatti del luglio 60 in Sicilia è un po' diverso rispetto al quadro nazionale, perché qui il tema è sì l'antifascismo, ma solo in parte, perché sia a Palermo che a Catania qui c'è un forte contenuto sociale nelle proteste. Cioè le proteste hanno per protagonista una popolazione di lavoratori o di disoccupati che esprime una profonda frustrazione, che ha luogo in città in cui si è avviato un processo di sviluppo caotico. Basti pensare che Catania aumenta gli abitanti in 10 anni di 100.000 unità, cioè noi abbiamo una trasformazione radicale della città. 100.000 unità significa migliaia di persone che accorrono, cercano lavoro, opportunità in città e non la trovano in forme diciamo non soddisfacenti. Uno dei morti che abbiamo a Catania, Salvatore Novembre, è proprio un operaio venuto da Polizzi Generosa, che si trasferisce lì, cerca lavoro e si trova invischiato in quelle manifestazioni dove perde la vita. E quindi c'è questa fortissima frustrazione che poi è evidenziata dal fatto che le organizzazioni sindacali non riescono a tenere a freno, no, i manifestanti durante quelle giornate, che è molto indicativo. Tutte le cronache ci fanno capire come le organizzazioni sindacali hanno difficoltà, perché è come dire, il luglio 60 in Sicilia rappresenta le contraddizioni del miracolo economico che comincia a fare capolino al sud, ma che produce contraddizioni, crea aspirazioni non soddisfatte. Ma i fatti di Licata, che erano stati Licata era una delle città più povere d'Italia, era stata descritta proprio durante il convegno di Danilo Dolci, ci raccontano una cosa un po' diversa, perché Licata rappresenta, a differenza di Catania e Palermo, proprio quel pezzo di Sicilia che è rimasta totalmente isolata rispetto ai processi di sviluppo in corso. I manifestanti licatesi scendono in piazza col sindaco in testa, col sindaco democristiano, col consiglio comunale, scendono in piazza perché attorno a Licata stanno facendo il petrolchimico, a Porto Empedocle c'è l'industria chimica privata, c'è la Montecatini, perché l'ESE doveva creare uno stabilimento, una centrale termoelettrica a Licata e non la crea a Porto Empedocle, perché manca l'acqua, perché stanno chiudendo una miniera, stanno chiudendo il deposito delle ferrovie. Scendono in piazza i licatesi perché
quel processo di trasformazione che sta cambiando la Sicilia, di cui ho parlato io, ha lasciato indietro Licata. E quindi lì la manifestazione assume quelle forme violente e radicali e si determina l'uccisione, perde la vita un ragazzo sostanzialmente durante gli scontri con la polizia. Quindi da questo punto di vista Licata ci racconta bene la peculiarità e le contraddizioni del processo di trasformazione della Sicilia che Danilo Dolci ci ha raccontato. Io mi fermo qui e lascio la parola alla collega Manuela Patti per un altro approfondimento sullo stesso tema. Buonasera a tutte e a tutti, innanzitutto grazie davvero per l'invito a partecipare a questo convegno e mi fa particolarmente piacere perché era, credo, opportuno organizzare 2 giornate di studi come queste nell'anno anche del centenario della nascita di Danilo Dolci. Allora io diciamo riprendo in parte quello che ha già molto ben detto Andrea Miccichè per ragionare anch'io sul contesto piuttosto che sugli interventi proprio su Danilo Dolci nello specifico, cioè tenterò di ricollegare di presentare il contesto più generale in cui agisce, anche perché penso che chi parlerà dopo di me ha studiato molto meglio di me e dirà meglio di me, diciamo, in maniera più puntuale, parlerà di Dolci. Allora, innanzitutto la questione dello sviluppo, come ha già ben illustrato Andrea, è centrale penso anche nel discorso di Dolci, perché la questione dell'educazione, che poi diventa prioritaria soprattutto a partire, lo è già dall'inizio, ma a partire dagli anni 70 mi sembra diventi anche uno dei temi cruciali proprio del suo impegno. L'educazione, il miglioramento delle condizioni di vita, anche l'idea di una maggiore attenzione alla soggettività di quelli che sono i protagonisti, diciamo, delle lotte o comunque delle azioni di protesta che organizza, anche a partire dalla raccolta di storie, quindi una risoggettivazione che è centrale, è un pezzo di questo processo di sviluppo che, come dire, si cristallizza proprio nella pratica della maieutica, no? Che ha come obiettivo proprio quello dello sviluppo. Quindi è un interpretare anche come tensione etica, potremmo dire, un più generale dibattito sullo sviluppo, ma anche sulla ricostruzione all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, che colloca l'azione di Dolci certamente nello specifico siciliano, però in un discorso più generale, in un contesto più generale, che direi globale, quantomeno internazionale. Andrea prima faceva riferimento, no, alla questione delle dighe, che mi pare un tema centrale proprio di tutti i progetti di aiuti allo sviluppo, anche per esempio terzomondisti e via dicendo. Quindi sicuramente Dolci si colloca all'interno di un dibattito che è molto che è cruciale all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, in particolare negli anni 50. Non a caso la Sicilia, come altre zone del Mezzogiorno, diventano anche uno dei luoghi più osservati, più raccontati dagli antropologi, per esempio anglosassoni. Cortile Cascino è per esempio il tema di un film un documentario che poi, diciamo, avrà scarsa circolazione proprio forse anche per la forza di quelle immagini, del 1962, commissionato dall'americana NBC. I registi sono Michael Romer, spero di pronunciarlo bene, e Robert Young. Diciamo, ha avuto di nuovo una grande circolazione negli ultimi anni, più che altro è stato anche riproiettato proprio qui ai Cantieri, per esempio. Quindi una rappresentazione, un racconto del Mezzogiorno e della Sicilia che passa anche per le fotografie, per esempio penso alle foto di cui spesso sono soggetti, diciamo, sia le comunità del Mezzogiorno ma anche molto i bambini, di Seymour per esempio, che è un fotografo, e molti di questi hanno anche avuto esperienza del Mezzogiorno attraverso la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. È chiaro che lo sguardo in questo senso è uno sguardo che si sviluppa, un'analisi, un'inchiesta che si sviluppa anche
in Italia, e Dolci è uno dei grandi narratori di questo Mezzogiorno. Per preparare questo intervento ho ridato un'occhiata alle pubblicazioni che vanno, diciamo, dai primi anni 50, che già poco fa un po' anche ha mostrato Andrea con quella cronologia, per esempio alla metà degli anni 70. E a parte, diciamo, la prolificità di Dolci, che quasi pubblica un libro all'anno, diciamo, nella metà degli anni 50, poi negli anni 60, mi pare rilevante sottolineare intanto come la maggior parte di questi libri esca con Einaudi, quindi sta anche in un percorso, diciamo, di costruzione, di narrazione di una parte dell'Italia in cui Einaudi ha un ruolo molto importante, dovuto anche a Levi. Sarà come dire, anche in questo contesto che esce il libro di Michele Pantaleone del 62, Mafia e Politica, e lo cito, ci ritorno fra un momento, perché anche diciamo, il pensiero di Dolci e gli interventi di Dolci si collocano anche in questo contesto, a partire soprattutto dagli anni 60. Negli anni 50 invece è più forte l'attenzione, ma anche le pratiche. Abbiamo tante volte citato oggi lo sciopero alla rovescia, che è poi il tema centrale del libro Processo all'articolo 4, che esce appunto anche con Einaudi, mi pare nel 56 o 55, di poco successivo, diciamo in quegli anni più o meno si colloca anche Spreco, ma le pubblicazioni sono numerose veramente. E però come dire, questo sguardo che utilizza anche la tecnica dell'inchiesta, è stata ricordata l'inchiesta parlamentare sulla miseria del 52-53, le inchieste, diciamo, sono una pratica sia istituzionale che sociologica, diciamo, in una fase anche iniziale dello sviluppo di questo tipo di analisi in Italia, che sarà più centrale negli anni 60 e 70 soprattutto, che quindi riflettono anche, come dire, un discorso culturale circolante. Certamente l'approccio di Dolci è originale rispetto forse al quadro siciliano, però è anche vero, e questo è quello che un po' mi preme ricordare, come dire, sottolineare rispetto al contesto, che l'attivismo dal basso, come dire, il coinvolgimento di una parte delle masse popolari, certamente ha una sua storicità anche all'indomani del secondo conflitto mondiale. Non vado più indietro perché potremmo citare, come diceva prima Vincenzo Schirripa, anzi in qualche modo c'è un racconto della Sicilia che invece si focalizza sui movimenti, sebbene, come dicevamo prima, scambiando così qualche considerazione, in qualche modo si fermi alla fine forse degli anni 60, e questo non corrisponde poi al quadro. Però se vogliamo riferirci al secondo dopoguerra, o comunque all'uscita molto complessa dalla crisi del 43, sono molte le forme sia di auto-organizzazione dal basso, si è detto dell'occupazione delle terre, ma anche gli scioperi, come dire, di una più piccola certamente classe operaia rispetto a quanto non avvenga in altri centri d'Italia, ma comunque esistente. Penso agli operai che lavoravano alla distribuzione dell'energia elettrica, cioè questi piccoli centri. Come uno dei luoghi protagonisti poi dei movimenti sarà, come dire, dei movimenti, degli scioperi, delle lotte, il cantiere navale, e per esempio il luglio 60 vede una grande partecipazione degli operai dei cantieri navali. Quindi dove ci sono delle realtà industriali o comunque produttive legate alla fabbrica, questi soggetti emergono, ma emergono anche nel contesto più ampio, diciamo, del lavoro bracciantile, perché poi qua c'è una questione che in questo, diciamo, non possiamo troppo approfondire, però io direi che forse dovremmo sempre ricordare la pluralità dei soggetti contenuti nella parola contadini, e dunque questo ci spiega anche la complessità del movimento e del dibattito sulla riforma della terra nel Mezzogiorno, non soltanto in Sicilia, laddove in realtà gli interlocutori
di Dolci, ma anche di chi lo ha preceduto, sono soprattutto i braccianti, cioè i contadini senza terra, quelli che vivono in una condizione di più grande miseria. Poi ci sono anche i piccoli proprietari, però è una categoria che PC e DC si contendono, insomma, e alla fine con gli esiti su cui non ritorno. Vorrei ricordare che per esempio Pio La Torre, che certamente ha tutta una vita politica inquadrata nel partito, però nel 52, se non sbaglio, viene arrestato proprio perché è alla testa delle mobilitazioni per la riforma agraria, per l'occupazione delle terre, va in carcere, come andrà qualche tempo dopo per lo sciopero alla rovescia Danilo Dolci. E uno degli avvocati che difende Dolci è Nino Sorgi, socialista, che è uno dei protagonisti, diciamo, della difesa dei contadini e dei sindacalisti, diciamo il Soccorso Rosso, che appunto gratuitamente appoggia come dire, sia le rivendicazioni ma anche offre le proprie competenze per un ideale politico, sociale, perché chiaramente, come si è detto prima, è vero che è quello che diciamo, si struttura all'interno delle sinistre, ha una matrice politica ben precisa, anche una dimensione organizzativa di un certo tipo, però certamente le sezioni dei partiti sono luoghi di acculturazione non solo politica, ma anche di idea di un progetto di sviluppo che parte anche dal basso. Quindi certamente Dolci si inserisce con delle pratiche peculiari, ma allo stesso tempo c'è un grande dialogo con questo contesto. Ricordo, oltre alla presenza di Sorgi, quindi diciamo un bacino, come dire, in cui si condivide un'idea anche di difesa della legittimità di alcune lotte, come nel libro Processo all'articolo 4, dove possiamo ritrovare tutta la documentazione relativa allo sciopero alla rovescia, che a parte appunto che si rifà ahimè alle pratiche dell'occupazione delle terre, emerge anche il rapporto con i segretari della Camera del Lavoro. Una delle figure citate è Giuseppina Vittone Licausi, cioè comunque quello avviene in un territorio dove le lotte per la terra o comunque la mobilitazione è già del 44. Leggiamo Banditi a Partinico, ci parla dei fatti del marzo del 44 in cui ci si mobilita. Quindi è un contesto, come dire, fertile, potremmo dire in questo senso. Altra questione che mi fa piacere ricordare è anche quella della mobilitazione femminile, che spesso resta sullo sfondo e che invece ha un radicamento, come dire, già a partire dalla crisi bellica, sì, anche qui di proteste auto-organizzate, la fame, no? Che è un altro dei temi di Dolci. Quindi le donne che guidano cortei anche già durante il fascismo per richiedere il pane, eccetera. Però vorrei ricordare Anna Nicolosi Grasso e quindi l'organizzazione di un'assistenza che è un po' sul modello dei gruppi di difesa della donna, assistenza in città, a Palermo, faccio riferimento al caso di Palermo, che è la metropoli, diciamo, più colpita, la città più colpita anche dai bombardamenti, insomma, che versa nelle condizioni più drammatiche, è un'assistenza quindi che ha soprattutto come obiettivo i bambini, le altre donne, un'assistenza che passa per l'idea di come dire, sostenere una vita dignitosa e che poi trova uno sviluppo anche nella costituzione dell'Associazione Donne Siciliane. Ci sarà l'UDI che diventa un grande contenitore, ma anche il CIF, quindi comunque luoghi di aggregazione femminile. Ora non abbiamo il tempo, ma è una storia che ha una grande continuità. Queste donne anche si mobilitano quando nei primi anni 60 non ci sono spazi nell'amministrazione comunale e poi negli anni 70. Altra cosa, e concludo, volevo ricordare anche l'impegno del giornale L'Ora, diciamo cosa nota, soprattutto a partire dalla metà degli anni 50, anche questo è un contesto in cui, ok, è un giornale, sappiamo, la dirigenza di Paese Sera, Nisticò, eccetera, ma in realtà la scelta di Nisticò è proprio quella di avere una pluralità di voci. Molti sono socialisti, penso a Pantaleone, lo stesso Nino Sorgi che scrive con uno pseudonimo, Mauro De Mauro aveva un passato tutt'altro che vicino alle sinistre. Quindi
diventa un luogo in cui si denunciano con grande forza le contraddizioni dello sviluppo. Quindi il problema della modernità senza sviluppo legata al modo in cui la mafia è il primo luogo in cui si denunciano anche i rapporti fra mafia e potere, cosa che poi farà Dolci, si becca una denuncia da Mattarella e da Calogero Volpe. E dunque già negli anni 50 emerge questa questione, emerge intorno allo sviluppo di Palermo, il sacco di Palermo, quindi sono questioni note ma che mi pareva opportuno richiamare per, come dire, mettere in evidenza non solo le reti internazionali entro cui agisce Dolci, che sono importantissime, immagino che verranno ricordate dopo, però un contesto siciliano in cui la miseria è una narrazione che sembra un po' essere diventata il tutto per la parte, diciamo. Grazie, Manuela. Adesso la parola a Marco Grifo, che ci parlerà della storiografia di Dolci nell'anno del centenario, la storiografia su Dolci. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono molto contento di essere qui oggi con voi, ringrazio l'organizzazione per il bellissimo convegno e poi ringrazio tutte le persone che sono venute, molto numerose. E, il mio intervento oggi sarà comunque un intervento ancora introduttivo, potremmo dire. E più che entrare nel vivo dell'attività di Dolci proverò a ragionare su alcuni temi che adesso vi dico. Volevo iniziare però con una citazione che è questa. Oggi stiamo ricordando Dolci, ma la sua opera richiede una biografia, un'analisi critica attenta e si spera ci siano studiosi interessati a intraprenderla. Con queste parole Francesco Renda concludeva il suo intervento nel convegno internazionale tenutosi a Palermo il 2 febbraio del 2001. 23 anni dopo, e invece nel volume che ha la sua terza edizione, La forza della non violenza di Giuseppe Barone, vengono presentati un corpus di opere su Dolci che conta quasi 1403 opere tra monografie, saggi, raccolte documentari, articoli, atti di convegno. Dal 2000 ad oggi si contano quasi 525 pubblicazioni. Quindi se volessimo rimanere in una dimensione meramente numerica, quantitativa, potremmo dire che l'auspicio di Francesco Renda è stato, non è rimasto inosservato, non è rimasto inascoltato. E quello che proverò a fare con questo intervento invece è di muovermi anche in una dimensione qualitativa, quindi cercando di analizzare e ricostruire i modi e i momenti in cui si è costruito il discorso intorno a Danilo Dolci, il discorso su Danilo Dolci, con particolare attenzione al discorso storiografico. E questa storia, quindi la storia del discorso su Dolci, ha secondo me alcune tappe, alcuni intervalli cronologici facilmente individuabili. Uno di questi è l'intervallo che va dall'arrivo di Dolci in Sicilia fino ai primi anni 70, potremmo dire, che è anche il momento in cui Dolci ha il massimo dell'attenzione per l'opinione pubblica italiana. E in questa fase la maggior parte di opere che vengono pubblicate sono di persone vicine a Dolci e queste opere sono caratterizzate quasi tutti da un approccio che potremmo definire agiografico. Un esempio chiaro è già la prima monografia che esce su Danilo Dolci, che è un'opera del 1954 curata da Grazia Fresco, che ha come titolo Due pescatori siciliani raccontano la storia del Borgo di Dio.
Nell'opera Dolci è presentato come, diciamo, con una forte connotazione religiosa, quasi come il salvatore di una comunità locale povera e priva di mezzi. È interessante notare come già a questa prima opera, diciamo, Dolci partecipi alla costruzione. E questo perché appunto questo processo di mitizzazione è un processo che è il risultato di una interazione consapevole tra la figura pubblica Dolci e le persone che costruiscono queste narrazioni, che lo osservano e lo raccontano. Un caso eclatante in questo ambito è il 1956, quando a seguito dello sciopero della rovescia vi è il famoso processo. Il processo è un vero e proprio palcoscenico in cui si confrontano e scontrano narrazioni e contronarrazioni su Danilo Dolci. Il protagonista di questa battaglia, diciamo, è sicuramente Piero Calamandrei, la cui arringa finale è un vero e proprio capolavoro di oratoria e viene immediatamente pubblicata, oltre ovviamente a uscire l'Instant Book che ha come titolo Processo all'articolo 4. Calamandrei dà questa arringa finale che è piena di metafore evocative, di riferimenti colti, quasi tutti di carattere religioso, che mettono in relazione l'attività di Dolci con quella di diversi santi, ma anche con quella di alcuni eretici, creando quella commistione, diciamo, tra sacro e sovversivo che ben si addigeva alla figura di Dolci. Il 56 è proprio un anno cardine da questo punto di vista, perché escono anche altri 2 libri di taglio invece molto diverso. Il primo di questo è il libro di Franco Grasso, che esce per l'edizione dell'Avanti e che ha come titolo A Montelepre hanno piantato una croce. È interessante notare che nella prima parte del libro Grasso proprio pone come obiettivo quello di eliminare, diciamo, questa aura mitologica intorno a Danilo Dolci. Però vediamo che comunque finisce per iscrivere Dolci all'interno di una storia politica di lungo corso, siciliana, prettamente siciliana, accostandola a figure come Garibaldi, come i leader dei fasci siciliani e poi come leader del movimento contadino del postguerra, a cui in realtà Dolci era, possiamo dire, quasi del tutto estraneo, almeno per formazione, prima del suo arrivo in Sicilia. L'altro libro è quello invece di Aldo Capitini, sono entrambi del 56. Il libro di Capitini ovviamente è un'analisi molto raffinata dal punto di vista teorico, però anche Capitini, diciamo, proietta sull'attività di Dolci la propria visione politica, eliminando tutti quegli elementi che non si addicono perfettamente alla cornice teorica che Capitini costruisce. E ovviamente a queste narrazioni si aggiungono altre narrazioni che vengono da altri paesi, in particolare dai paesi di lingua inglese, in cui si mixa anche con una, diciamo, visione esotica della Sicilia, e molto spesso Dolci viene anche messo in relazione a figure come Salvatore Giuliano, in questa contrapposizione tra chiari e scuri, tra bene e male. In realtà, diciamo, come ogni oggetto storiografico, soltanto la distanza temporale dall'oggetto e poi l'uso diretto delle fonti archivistiche hanno permesso un'analisi più approfondita e rigorosa delle attività di Dolci in Sicilia. Da questo punto di vista, diciamo, una delle tappe, dei momenti principali sono gli anni 90, questo perché nel 1997 Danilo Dolci muore a Trappeto e inizia un lungo e complicato processo di riordino delle carte d'archivio, di cui non parlo perché poi ne parleranno meglio di me dopo. Ma gli anni 90 sono anche un'epoca di grandi trasformazioni politiche e storiografiche, perché alla fine della guerra fredda la caduta dell'Unione Sovietica mette in crisi delle grandi narrazioni novecentesche e anche, diciamo, le scuole storiografiche che a quella narrazione si erano legate, in particolare nel caso della storia contemporanea italiana, l'implosione del sistema politico con Tangentopoli
diciamo, porta all'allentamento del legame diretto tra partiti politici e ricerche storiografiche, lasciando spazio a nuovi soggetti, a nuove linee di ricerca. È proprio in questo contesto che l'oggetto storiografico Dolci potrebbe trovare, diciamo, potrebbe trovare storici interessati ad analizzare la sua attività. Ma qui è già un momento interessante, perché il primo lavoro storiografico non arriva dall'Italia ma arriva dagli Stati Uniti. È l'opera di uno storico statunitense, Michael Bass, del titolo Realism, Utopia and the Mushroom Cloud, che questo non deve sorprendere, perché gli Stati Uniti, intanto come i paesi più in generale di lingua anglofona, sono sempre stati interessati e molto attenti all'attività di Danilo Dolci, facevano parte delle grandi reti di Danilo Dolci, ma anche perché, diciamo, la storiografia statunitense è sempre stata attenta a quella dimensione di movimento di base, al pacifismo, a ciò che si muoveva fuori dal sistema partitico. In più bisogna dire, e questa è probabilmente la cosa più importante, che a partire dal 1982 la Boston University Library aveva iniziato a raccogliere dei documenti sul Dolci, rendendo possibile agli storici il diretto accesso alle fonti documentarie. Quest'opera è un'opera che potremmo dire comparativa, mette insieme la figura di Dolci con la figura di diversi altri attivisti per la pace, tra cui il famoso storico Thompson inglese, sicuramente ha il pregio di inserire la figura di Dolci all'interno delle grandi mobilitazioni internazionali per la pace e della relativa storiografia, però diciamo che ha anche il limite di trascurare l'analisi del contesto siciliano, del contesto nazionale italiano, e poi anche il taglio cronologico che diciamo copre un intervallo dell'intera vita di Dolci, fa sì che l'opera sia molto concentrata sulla figura di Dolci, a scapito di una pluralità di soggetti che invece hanno animato l'attività di Dolci in Sicilia. Tornando in Italia, invece, più o meno negli anni 2000 che si mette in moto dal punto di vista culturale un consolidamento degli studi su Dolci. Sicuramente un momento chiave è il convegno del febbraio del 2001, a cui partecipano diversi importanti studiosi. Molto interessante in quel caso, ne cito solo due, è il dibattito tra Salvatore Costantino e Antonio Laspina sul rapporto tra Dolci e il concetto di società civile, che poi avrà molta importanza sia per gli studi sociologici ma anche per gli studi storici, e poi vi è l'intervento di Renda che appunto si conclude con quell'auspicio. Solo pochi anni dopo si apre una nuova stagione di studi su Dolci che vede diversi storici protagonisti, e questo intervallo si apre, diciamo, nel 2010 con l'opera di Vincenzo Schiripa. Ma prima di tutto bisogna dire che si apre in quel momento perché nel mentre la storiografia contemporanea aveva iniziato a consolidare gli studi relativi ai movimenti sociali, in particolare al 68, aveva consolidato e dato vita a diverse pubblicazioni sul pacifismo e sulla non violenza, e anche sullo sviluppo locale e lo sviluppo di comunità. Sono tutti temi che si intrecciavano alla figura di Dolci e che quindi creavano, diciamo, quel terreno ideale perché potessero uscire pubblicazioni storiche su Danilo Dolci. La prima è appunto quella del Borgo di Dio, la Sicilia di Danilo Dolci, un'opera che per la prima volta utilizza le carte d'archivio contenute all'Archivio Centrale dello Stato, ma anche la documentazione contenuta all'Animi, e che per la prima volta dal punto di vista interpretativo considera, diciamo, la Sicilia di Dolci come un luogo di formazione politica dell'Italia repubblicana. Sempre del 2010 è anche l'articolo pubblicato da Parrinello dal titolo Chi gioca da solo e chi no, che fa parte di uno studio più ampio che poi si concluderà nel 2015 con la pubblicazione di Fault Lines, che è un libro che analizza diciamo, il terremoto del Belice, oltre che quello di Messina, ma a noi interessa più che altro quello del Belice. E anche qui il bellissimo studio di Parrinello fa utilizzo di documenti inediti come quelli conservati al Cresme, e per la prima volta getta una luce su
l'attivismo di Dolci e di Lorenzo Barbera negli anni precedenti e poi in quelli immediatamente successivi al terremoto del 1968. Nel 2017 invece Marica Tolomelli pubblica la nota biografica su Danilo Dolci all'interno del dizionario biografico degli italiani. Anche questo non è un lavoro di ricerca come gli altri, ma comunque è un testo estremamente interessante perché riflette sul rapporto su come l'attività di Dolci abbia avuto un'importanza nei processi di democratizzazione in Italia, ma anche sul rapporto tra Danilo Dolci e la sinistra eretica e quella che viene definita sinistra eretica, e poi il 68. Da questo punto di vista le riflessioni di Tolomelli si incontrano con quelle di Pietro Adamo, che proprio anche lui nel 2017 pubblica un articolo dal titolo Le tentazioni dell'impolitico, in un libro che invece si chiama Aspettando il 68, che riflette su come le pubblicazioni di Dolci degli anni 60 abbiano fatto parte, abbiano avuto un ruolo all'interno di un contesto più ampio di riflessione sulle modalità di fare politica, modalità che queste riflessioni si concentrano su modalità che dovevano essere meno verticali, più orizzontali, meno centralizzate, quindi meno partitiche e più caratterizzate dall'attività di piccoli gruppi. L'ultima tappa è quella che invece ci avvicina al centenario. In questi anni ci sono state pubblicazioni di diversi carteggi, tra cui negli ultimi anni proprio il carteggio tra Cesare Zavattini, Aldo Capitini e Danilo Dolci. Nel 2023 è iniziato un progetto di riordino delle carte d'archivio. Poi mi permetto di citare in questo ambito la mia pubblicazione del 2021, Le reti di Danilo Dolci, che prova a ricostruire tutta la rete di relazioni e di sostegno che si è creata intorno alla figura di Dolci. Si tratta di reti che mettevano insieme personalità estremamente diverse tra loro. Nel caso italiano parliamo di cattolici eterodossi, di Valdesi, di Olivettiani, di socialisti e a livello internazionale anche lì molto diversificati. Vediamo la presenza di quaccheri, di attivisti americani dei Peace Corps, di socialisti scandinavi, di cattolici olandesi, eccetera. Quindi parliamo di reti non soltanto nazionali ma davvero internazionali, molto variegate, che trovano in Danilo Dolci nel suo tentativo di mettere insieme prassi e teoria un interesse e un'attenzione che porterà molti di loro a venire direttamente in Sicilia. E quell'altra dimensione che ho cercato di far emergere nel libro era quella della Sicilia come laboratorio. Non soltanto la figura di Dolci attrae queste persone, ma l'attività che svolgono in Sicilia poi viene disseminata di nuovo all'interno di percorsi individuali in altre parti d'Italia e in altre parti del mondo. E per concludere, cosa ci restituiscono questi anni di ricerca storiografica? Innanzitutto un Danilo Dolci fuori dal mito, quindi una figura più complessa, più sfaccettata, un Danilo Dolci attento alla propria immagine, un Danilo Dolci alla costruzione della propria immagine, un Danilo Dolci capace di inventare, ma anche capace di saper trarre dagli altri elementi da cui poi ripartire per applicarli all'interno delle proprie attività in Sicilia. Inoltre mettere a fuoco i contrasti che si sono creati nell'attività di Dolci ci restituisce una rete che innanzitutto la vivacità politica e culturale di quella rete molto diversificata, ma in un certo senso anche le fragilità, e quindi una versione molto meno idealizzata. Infine, anche dal punto di vista dello studio sulle inchieste, le analisi che ci hanno mostrato come queste inchieste provano a mettere insieme una serie di elementi complicati da tenere insieme, che sono una dimensione morale,
religiosa, una dimensione scientifica e una dimensione artistica, e facendo da modello in positivo e in negativo ad una serie di altre inchieste che poi avrebbero avuto luogo soprattutto a Torino e nel nord, riguardanti l'immigrazione e la condizione operaia. Infine, diciamo, la storiografia su Dolci getta una luce su il processo di consolidamento della democrazia in Italia, in particolare negli anni 50 e 60, che è un aspetto che la storiografia ha sempre trascurato e che invece la storiografia su Dolci può rilanciare. E da questo punto di vista spero che il convegno di oggi e domani possa essere un ulteriore tassello in questo percorso di studi. Grazie. Grazie Marco. Adesso diamo la parola a Fabio Massimo Loverde, che fa la relazione alle origini della sociologia pubblica. Bene, uso questo? Bene, grazie Salvatore, amico e maestro, soprattutto su questi temi. Grazie al pubblico, che, appunto, di giovani soprattutto, che ascoltano con grande pazienza questi temi che riguardano appunto un po' non soltanto Danilo Dolci, ma un po' quello che era la Sicilia di quegli anni, le speranze della Sicilia di quegli anni, e anche un po' il tema che già nel 2000-2001, non ricordo adesso, era il 2001 forse, affrontammo per l'appunto in quel splendido convegno che organizzasti in quell'occasione, insieme a Johan Galtung peraltro. Galtung, che è appunto uno di quei sociologi che, vicino a Danilo Dolci, decise di, appunto, come tanti altri sociologi di quell'epoca che venivano in Sicilia a studiare, ecco, come è stato detto giustamente, il tema dello sviluppo o del sottosviluppo, del perché del sottosviluppo, ma che con grande pazienza e grande passione diciamo, stavano ad osservare e appunto ad analizzare tutta una serie di tematiche che in qualche modo dovevano non soltanto essere affrontate per essere studiate, ma anche per essere cambiate. Ora, la questione che io pongo in questa sede è proprio questa. Dal mio punto di vista, in quell'occasione noi discutemmo molto proprio con Nino La Spina, con Antonio e con Salvatore sulla esistenza o meno di una sociologia dolciana, ma si poteva definire sociologo a tutti gli effetti. Erano gli anni in cui, non quelli durante i quali organizzammo quel convegno, ma quelli in cui appunto Dolci affrontava queste tematiche, in cui la sociologia si sistematizzava come sociologia istituzionale all'interno, cioè, delle accademie. Erano gli anni in cui appunto venivano fatte per l'appunto le prime inchieste a cui si faceva riferimento, però anche sull'onda di una, chiamiamola, sociologia critica, che oltre alla sociologia istituzionale, quella che in quegli anni appunto Merton, Lazarsfeld facevano negli Stati Uniti, con approccio quantofrenico in alcuni casi, e che invece alla quale si accompagnava invece una sociologia engagée, è stata chiamata poi negli anni così, direttamente critica, ma anche coinvolta, partecipativa, che aveva una connotazione molto specifica, cioè si coinvolgeva con i pubblici che diventavano l'oggetto della propria analisi. E come si coinvolgeva? Direttamente, non soltanto interrogandoli, ma apprendendo attraverso questi pubblici. La sociologia a cui fa riferimento, la sociologia pubblica a cui fa riferimento Barway nel famoso discorso del 2004 di apertura all'American Sociological Association,
definisce la sociologia pubblica esattamente in questi termini, e cioè come una sociologia che ha due tratti distintivi: la sua utilità, ovvero la capacità di affrontare problemi concreti, e la sua etica, che si basa su un dialogo rispettoso e bidirezionale con i pubblici. Quello che faceva Danilo Dolci era esattamente questo. In qualche modo, soprattutto mi riferisco alle inchieste che io conosco, non ho una conoscenza di tutta l'opera, anche perché è talmente ampia che, come dire, al di là delle mie passioni, farei fatica per l'appunto a contenere complessivamente. Però se noi prendiamo proprio per esempio Inchiesta a Palermo, che fu una dei lavori per cui ebbe più critiche proprio dai sociologi, perché mancava il metodo, mancava il rigore, mancava l'approccio statistico duro, hard, quella che Barway chiama sociologia professionale e che altri hanno chiamato appunto complessivamente sociologia istituzionale. Criticava era proprio per l'appunto l'assenza di metodo, l'assenza di... In realtà, attraverso quegli studi, intanto veniva fatto, mi riferisco soprattutto appunto a questi qua, Inchiesta a Palermo, Inchiesta a Partinico, ma anche altri, conversazioni contadine, giusto per... veniva disegnato invece un profilo di quel pubblico, che era un profilo che si liberava anche da quel rischio classificatorio, che è quello che viene fuori da una sociologia di questo tipo, con forte impronta funzionalistica. L'approccio di Dolci era invece quello, come sappiamo, di coinvolgere nella analisi che di quel pubblico, così come lo chiama Barway, appunto, diventa oggetto di analisi, proprio la rappresentazione, la conversazione che in qualche modo viene fatta dai soggetti che diventano oggetto di analisi. Non a caso nella seconda tesi che Barway fa, appunto, utilizza, sono 11 tesi quelle che in difesa della sociologia pubblica. Lui fa un riferimento per l'appunto esattamente a questo doppio livello di conversazione, una conversazione fra chi prende in considerazione, una conversazione fra chi analizza e riesce a fare diventare tema pubblico quello che è oggetto di analisi di chi appunto affronta quella tematica. In che senso tema pubblico? Tema che va fuori dal limitato argomento o tema trattato nelle università, tra i tecnici e così via. Gli esempi che fa Barway sono quelli di appunto i libri di Robert Bella, di David Riesman, di Dubois, che escono al di fuori dello stretto argomentario, diciamo, dei tecnici e diventano invece temi di rilevanza pubblica, che era quello che faceva Danilo Dolci, che prendeva una tematica come quella che si appunto affrontava nelle diverse inchieste o anche nei dibattiti appunto che trattava, facendolo diventare oggetto di, chiamiamola, rilevanza pubblica. E questo è di questa sociologia, di una sociologia che vuole essere non soltanto una scienza sociale che analizza con metodo, con rigore, con attenzione, che giunge a generalizzazioni o comunque a modellizzazioni che consentono di comprendere in contesti differenti, un po' uscendo fuori alla generalizzazione, però giungendo alla, in qualche modo, possibilità di costruire per l'appunto una modellistica.
e contemporaneamente però, attenzione, non ridurre l'oggetto di analisi che era poi l'elemento fondamentale, l'obiettivo fondamentale, anzi direi, di Danilo Dolci, un po' la cavia che viene studiata in laboratorio. Anzi, tutt'altro. L'obiettivo era esattamente quello di costruire una rappresentazione condivisa attraverso le conversazioni, per l'appunto, una rappresentazione condivisa di quel mondo che doveva essere oggetto di cambiamento. Dal mio punto di vista, oggi c'è decisamente bisogno di una sociologia pubblica di questo tipo. Non lo dico soltanto io, lo dicono in tanti. È utilizzare i lavori di Dolci per capire come sviluppare questo modo di fare sociologia diventa assolutamente necessario. Perché? Perché, come dice lo stesso Barway, c'è una forte domanda di sociologia pubblica, ma è molto difficile farla. Perché? Perché mentre la sociologia si è spostata tendenzialmente a sinistra, il mondo si è spostato a destra. L'oggetto di studio è questo mondo, ma questo mondo è difficile da studiare perché la sociologia, diciamo, rischia di utilizzare categorie che appunto non riescono a comprendere questo mondo. È proprio attraverso il modello maieutico e della maieutica reciproca che noi possiamo comprendere meglio l'oggetto di analisi, che diventa l'oggetto di analisi che è in qualche modo privilegiato da noi. Come? Oggi ci troviamo in un momento in cui, per l'appunto, per poter comunicare con le altre scienze, la sociologia ha bisogno certamente di utilizzare categorie che in qualche modo la allontanano anche da questa sua matrice critica. Perché? Perché indubbiamente deve utilizzare appunto modelli, chiavi interpretative che la avvicinano più a quella, chiamiamola sociologia, che Barway chiama sociologia professionale, cioè che utilizza molto la statistica, che utilizza molto la modellistica dura, che utilizza molto, un po' come fa l'economia, una rappresentazione formalizzata per l'appunto delle azioni sociali e degli attori sociali, che certamente le fa un po' perdere quell'anima critica che invece sta alla radice almeno della sociologia, perché con buona pace appunto dei critici della critica, però lo stesso Durkheim era uno che comunque al di là del dato si sporcava le mani, come in qualche modo fa Max Weber quando studia i contadini all'est dell'Elba, e quindi in qualche modo scendendo sul campo nel vero senso della parola. E quindi oggi però, per poter dialogare con le altre scienze, la sociologia purtroppo ha rinunciato, dal mio punto di vista, un po' a questa matrice. Per quanto, ripeto, diventi necessario, purtroppo, per poter dialogare con le altre scienze, mantenere questo approccio. Come può recuperare questa parte, che non deve essere necessariamente critica, ma certamente deve essere, apro virgolette, comprensiva oltre che comprendente, proprio dando quel valore alla dimensione umana della persona, del soggetto, che in qualche modo era quella parte rispettosa che nelle ricerche degli individui, delle persone, che nelle ricerche di Dolci troviamo. Quando racconta delle tattiche, potremmo dire, usando il termine di Desertò, dei ladri, un termine forte, non li chiama neanche in questo modo,
delle persone che sopravvivono nella Palermo, per l'appunto di Inchiesta Palermo, usa la stessa, come dire, la stessa capacità di coinvolgimento che usa quando racconta del modo in cui si utilizzano i materiali che vengono raccolti, le materie prime che vengono raccolte per sopravvivere, dalle bisce alle rane, dall'erba selvatica alle erbe appunto che si trovano negli angoli delle strade, con la stessa attenzione per l'appunto con cui si studiano le tattiche per rubare il portafogli nell'autobus, eccetera. Cioè, cosa intendo dire? Con quella attenzione e quella capacità empatica che in qualche modo gli antropologi riescono per esempio a mantenere nelle loro ricerche, pur mantenendo la distanza dall'oggetto di analisi. Ecco, credo che il bisogno di una sociologia pubblica, cioè che fa diventare queste tematiche che sembrano, come dice Barway, dal privato al pubblico, che partono dalla condizione del piccolo, del micro, per diventare problemi per l'appunto che invece vanno affrontati come problemi che riguardano la sfera pubblica, sia assolutamente necessario. Oggi la sociologia sembra un po' soffermarsi su dettagli molto rilevanti, anche quando affronta temi che diventano, come si dice oggi, topic, delle tematiche più generali, le diseguaglianze, la povertà, il conflitto, però dimenticando però per l'appunto, perché è un po' il rischio che ha chi fa sociologia, che corre chi fa sociologia, arrivando a generalizzazioni che probabilmente dimenticano questa dimensione che invece una sociologia pubblica riesce a mantenere viva. E io credo che tutto ciò noi lo ritroviamo nei primi lavori definibili come tali, come sociologici, di Danilo Dolci. È una lezione che secondo me non dobbiamo dimenticare e speriamo di riuscire a farlo. Grazie Fabio. Adesso dovremmo avere un collegamento per sentire l'intervento di Francesca Borruso, che ci parlerà del Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria e Alimentare 1962-1968. Buon pomeriggio, mi sentite? Sì. Bene, allora in primo luogo voglio ringraziare per avermi coinvolto in questa interessantissima iniziativa il collega professore Vincenzo Schirripa, tutto il comitato organizzatore che ha reso possibile l'evento e l'Università della LUMSA che ci ospita, l'Università della LUMSA di Palermo. Proprio perché in un qualche modo il punto di vista del ricercatore è parte della ricerca, oggi io sono qui coinvolta in un qualche modo in una doppia veste e questo mi emoziona moltissimo. In primo luogo come storica dell'educazione sono qui per raccontarvi un po' quel segmento appunto dell'impegno sanitario realizzato all'interno del centro studi e nel mio ruolo anche di figlia, perché il medico di questo centro, appunto del centro di educazione sanitaria, era mio padre, un medico militante, Vincenzo Borruso, che già dal 61 era responsabile del settore sanitario all'interno appunto del centro studi. La fonte della mia ricerca però è collegata in modo particolare non soltanto alle testimonianze delle persone coinvolte, no? Anche perché la nostra, diciamo, ricostruzione potrebbe essere materiata di malafede, oltre che estremamente emotiva dal punto di vista appunto del coinvolgimento, ma è legato proprio ad un archivio
all'archivio appunto del Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria e Alimentare, che io ho donato al MUSE del Museo della Scuola e dell'Educazione, che è il più antico museo di storia della scuola d'Italia e che ha sede qui all'interno del mio dipartimento, nel Dipartimento di Scienza della Formazione dell'Università Roma 3. Un archivio che appunto abbiamo già in gran parte riordinato grazie alla collaborazione della ditta Memoria e che ha soprattutto una documentazione ricchissima, ma soprattutto centinaia di corrispondenze epistolari che aprono ancora, non le abbiamo ovviamente indagate nella loro totalità, ma che aprono uno scenario di straordinario interesse anche in relazione a quello che il collega che mi ha preceduto, Marco Grifo, proprio evidenziato, e cioè la rete di relazioni nazionali e internazionali che è davvero di grande interesse. Nel febbraio del 65 a Partinico si costituisce appunto questo centro di educazione sanitaria e alimentare della popolazione, che adesso chiameremo CESAP per esigenze anche di velocità, che ha una funzione proprio di fornire assistenza sanitaria gratuita alla popolazione, distribuire farmaci alle popolazioni più indigenti del territorio e farsi promotore però di una cultura legata proprio alla prevenzione sanitaria, parola che allora in quegli anni, appunto negli anni 60, era davvero ancora marginale e misconosciuta. Da qui il radicale impegno educativo che è contenuto nella stessa denominazione associativa. È interessante dall'atto costitutivo, quella mattina si presentano 28 fra uomini e donne davanti al notaio Marino e sono tutte, hanno una diversa provenienza socioculturale, ma sono accomunati, gran parte di loro, dalla collaborazione con il centro di Danilo Dolci. Questa scelta, diciamo, è già ascrivibile appunto ad una precisa scelta politico-culturale che collega l'impegno del CESAP al centro studi, e cioè l'idea, come hanno detto molti, di coinvolgere proprio dal basso, di coinvolgere appunto le popolazioni rurali per renderli proprio soggetti politici attivi di istanze di cambiamento e di trasformazione dell'esistente secondo quelle che erano le modalità pacifiche ispirate alla cultura della non violenza. Quindi in quegli anni la Sicilia diventa inaspettatamente teatro di sperimentazione di forme nuove, solidali e cooperative di lotta alle diseguaglianze e alle marginalità e al contempo direi di educazione alla vita democratica. Molti hanno affrontato già questo tema, cioè l'eccezionalità in un qualche modo che in una realtà così particolare ma anche in parte dimenticata poi si realizzino delle forme di sperimentazione e di educazione alla vita democratica davvero innovative e straordinarie per quel momento storico. In un qualche modo, sin dall'origine ecco, dell'istituzione del centro sperimentale, che è espressione dell'impegno stipula con l'associazione un accordo di autonomia finanziaria per evitare, dice, sovrapposizioni ed attriti, mentre la collaborazione tra i due centri verrà volta per volta concordata. Questa scelta, che in un qualche modo rientra, il documento riporta proprio la parola, proprio per la frase per evitare sovrapposizioni ed attriti, si inserisce sia all'interno di quella che era il tema appunto dei finanziamenti al centro, che erano intermittenti, fragili, collegati sì a centri internazionali, ma ovviamente considerati precari, ma è legata anche ad una diversa, in un qualche modo, visione politica delle attività e ad una scelta di Dolci legata a quella strategia della complessità di cui avete parlato all'inizio, per cui in un qualche modo emancipare alcuni settori di intervento può servire a renderli anche più potenti in una collaborazione, diciamo, di reciproca autonomia. Ma c'è un'altra questione che entra e che è evidente dalla corrispondenza che stiamo catalogando e che mi richiama ancora all'intervento di Grifo, cioè il fatto
fatto che sarebbe interessantissimo studiare con diciamo analiticità il tema dei rapporti tra il centro, Danilo Dolci, che è un personaggio, una personalità anche appunto carismatica, addirittura investito quasi appunto di una dimensione come è stato evidenziato, no? Estremamente diciamo una personalità forte, ecco, una personalità forte e carismatica con i suoi collaboratori. Entriamo dentro l'opacità dei rapporti interpersonali, ma sono interessanti proprio per studiare la complessità di diciamo composizione dei conflitti all'interno anche di visioni differenti, perché è proprio vero che sono tante le visioni che convivono all'interno di questa realtà. Lo statuto costitutivo è molto chiaro e ci collega diciamo all'esperienza del centro di Dolci. In primo luogo dare una centralità alla dimensione educativa, cioè non soltanto fornire un'assistenza sanitaria gratuita, diffondere i farmaci, ma operare sul piano dell'educazione e della prevenzione. In secondo luogo, richiamo esplicito al coinvolgimento della popolazione che non è destinataria di un intervento tecnico-sanitario dall'alto, ma dovrebbe essere parte, diciamo, attiva nell'individuazione delle questioni e nelle strategie di intervento. È interessante individuare appunto che insieme a medici, infermieri, impiegati, consulenti psicopedagogici facciano parte di questa realtà braccianti, agricoltori, muratori, persone appunto che prestano la propria attività concreta di intervento all'interno del centro. Quindi non è un intervento tecnico-sanitario dall'alto, ma si dovrebbe individuare le questioni in modo appunto comunitario e individuare anche le strategie di intervento. Diciamo che l'educazione sanitaria possiamo dire che diventa parte integrante di un'educazione alla vita democratica, in un processo dialogico, partecipato e solidale che ovviamente faccia uso degli stessi strumenti che la democrazia prevede. In un momento storico come quello ancora degli anni 50 e 60 che è attraversato proprio dall'esigenza di educare alla vita democratica, un popolo che viene da una lunga dittatura, che non ha sperimentato davvero una democrazia che dovrebbe essere, diciamo, costituirsi nel tessuto sociale, quindi come dice Dewey non è una forma di governo soltanto, ma è un modo di condivisione della vita quotidiana, di partecipazione attiva, di costruire relazioni interpersonali. E poi il tema forte della cooperazione. La cooperazione che diventa esperienza formativa alla vita democratica, di per sé già significativa e insostituibile, perché è un bene in sé che amplifica la vitalità umana degli individui, che si espande nel suo realizzarsi e che va costruita nelle pieghe della vita quotidiana, perché dia forma al pubblico e al privato. Oltretutto la sua presenza proprio di una pedagogia della cooperazione si auspica in un qualche modo e finisca per corrodere un po' ancora l'autoritarismo di quelle istituzioni, visto che la nostra Costituzione avrà davvero piena attuazione a partire dagli anni 70 con i primi governi di centrosinistra, quindi dagli anni 50 agli anni 70 noi viviamo in un contesto in cui la Costituzione convive con una ancora legislazione fascista e quindi il tema proprio della difficile trasformazione e di una anche educazione ad una partecipazione attiva di tutto questo. Come diceva il Calamandrei, appunto la democrazia si fonda proprio perché l'istruzione è il più odioso dei privilegi delle classi abbienti, l'istruzione è il fondamento perché si possa contribuire ciascuno individualmente alla realizzazione di una vita democratica. Quindi la cooperazione alla vita democratica non dovrebbe essere più fatto occasionale o incidentale, ma stile di vita e scelta pedagogica fondamentale. Prima dell'istituzione del CSESAP, come abbiamo detto, già dal 61 il settore sanitario del centro studi prevedeva 2 ambulatori, uno a Partinico e uno a Roccamena, e già l'inchiesta sociologica di cui parlava il collega Loverde, che viene sistematicamente appunto attuata e cerca, per quanto sommaria e grossolana, di realizzare una fotografia dell'esistente,
era già evidente che si rivolgevano ai poliambulatori soprattutto le donne. Il 62% sono donne, che provengono ovviamente dai ceti più umili, che la morbilità della popolazione è correlata alla loro povertà e che c'è il tema, per quanto riguarda l'infanzia, proprio delle malattie causate da un'alimentazione assolutamente scarsa e inadeguata, la fame, come qualcuno ha detto prima di me. Il CESAP quindi, già i poliambulatori svolgono questa funzione di assistenza sanitaria e alimentare, di educazione ad una appunto corretta alimentazione, è il tema della prevenzione, come abbiamo già detto. Diciamo che il centro sin dall'inizio è costituito infatti con un luogo, non soltanto uno spazio per le visite e per gli incontri con i pazienti, ma uno spazio di incontro autogestito con soprattutto le donne. Una delle battaglie forse più significative e interessanti che viene combattuto in quegli anni è proprio il tema dell'educazione alla maternità responsabile, il tema della contraccezione. In una Italia che ancora soltanto nel 75 la contraccezione diventerà legale, il centro studi si occupa proprio di diffondere una cultura legata alla maternità responsabile, distribuisce la pillola contraccettiva. La pillola esiste soprattutto con una funzione curativa, ma non può essere diffusa con una funzione contraccettiva, però appunto il salto che viene realizzato rispetto appunto ad un intervento molto impattante nella Sicilia di quegli anni è proprio quello di contribuire al sostegno di una contraccezione adeguata. Una contraccezione che si scontra ovviamente con le sacche di resistenza culturale, perché è considerato reato, che vuole avere anche una funzione di prevenzione in relazione ai temi dell'aborto clandestino, che già sono evidenti. Pratiche abortive e controllo delle nascite in Sicilia sarà un libro del 66 che testimonia proprio la pratica dell'aborto clandestino e l'alta incidenza della mortalità femminile. E quindi uno dei temi, diciamo, emergenti è proprio questo. Due, diciamo, questioni forse sono emerse già dalla lettura di una parte dei documenti nell'arco di questo primo anno. Due questioni, diciamo, ad alta densità pedagogica, direi io, visto che mi occupo di storia dell'educazione. Il primo che voglio raccontarvi e che emerge anche da tutti i collaboratori del centro, che provengono sostanzialmente dalla Svezia. L'organizzazione che finanzia il centro è l'NTO, e quindi sono tante le infermieri assistenti che provengono dalla Svezia. Una delle prime questioni che emerge dai documenti... La preghiamo di concludere. Sì, sto per finire. È proprio la crisi, diciamo, della tradizione solidaristica e cooperativa che era tipica della cultura contadina. Come se in un qualche modo l'idea dello sviluppo di cui abbiamo appunto tanto parlato rendesse, diciamo, entrasse in conflitto con questa cultura della solidarietà. Una perdita quindi socioculturale e pedagogica della vita comunitaria che finiva per alimentare nuove forme di alienazione e di marginalità. Una seconda invece questione che emerge anche dai documenti è proprio il dialogo tra la cultura alta e la cultura contadina, cioè le pratiche, diciamo, che fanno parte delle credenze popolari e che spesso sono un ostacolo alla diffusione della cultura della prevenzione, della cultura scientifica. In realtà bisogna costruire un ponte di dialogo con le popolazioni contadine, con le popolazioni rurali, anche perché spesso alcuni di questi saperi possono avere in un qualche modo un fondamento. Quindi ove è possibile vengono, come dire, conservati perché servono anche a costruire un dialogo, un affidamento, un rapporto di reciprocità. Il centro chiude nel 68, in coincidenza proprio del terremoto del Belice, proprio perché molte risorse umane ed economiche si spostano sulle zone terremotate, ma l'attività, diciamo, sanitaria continua all'interno del centro sotto altre forme. Si è anche radicata all'interno
della popolazione di Partinico con molta significatività. Grazie. Adesso abbiamo l'ultimo intervento, ma io mi augurerei che si potesse poi aprire una discussione anche per dare un taglio più ravvicinato e non soltanto, diciamo, teorico al nostro incontro, soprattutto per i giovani, a porre domande, vedere questioni, perché si possa, come dire, ulteriormente approfondire la questione. Naturalmente concluderemmo per le 19 come previsto. Adesso per l'ultimo intervento appunto Pierluigi Basile che tratterà l'intervento di riordino dell'archivio. Prego. Grazie. Grazie a tutti, in particolare grazie al Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci che mi permette di essere qui a parlarvi appunto di questo impegno. Sì. Allora sì, così come si è detto, ne ha parlato Marco Grifo, ne ha parlato adesso la professoressa Borruso, appunto la centralità delle carte per raccontare una storia che è una storia importante, che è una storia che ha bisogno appunto di fonti, no? Chiaramente chi come Manuela, il professore Miccichè si occupa di storia, ci provo anche io, sa dell'importanza di avere quello per ricostruire ancora di più quanto è stato finora scritto, detto su Dolci. Intanto, ecco, come premessa mi preme dire che si tratta di una storia collettiva, perché appunto la storia che abbiamo appena sentito testimonia di quanto attorno a Danilo Dolci, sin dal suo arrivo a Trappeto, si sia costruito appunto un gruppo piuttosto composito, eterogeneo, di collaboratori che nel tempo sono cambiati, sono andati via, ecco, le carte ci testimoniano anche questo, questi passaggi, queste conflittualità, queste difficoltà, legato proprio a questa eterogeneità di un gruppo che, dicevo, ha fatto parte di questa storia attraverso il centro studi, che nasce sostanzialmente dopo insomma, l'assegnazione del premio Lenin per la pace, che consentirà di avere una base economica per costituire il centro, ma che poi si costituirà, ecco qua ho riprodotto proprio l'atto notarile di costituzione del centro, appunto nel novembre del 59. E che prenderà sede a Partinico, a Palazzo Scalia, dove sostanzialmente appunto rimarrà ininterrottamente fino alla morte di Danilo, fino al 97. D'altra parte questo legame molto stretto tra Danilo e il centro è qualcosa che si evidenzia anche nelle carte, perché anch'io appunto nel riordinare le carte mi sono reso conto che è un tutt'uno. È davvero difficile distinguere dove comincia l'archivio vero e proprio di Dolci e dove invece inizia o finisce l'archivio del centro. D'altra parte cito appunto quanto Danilo scrive nel suo testamento, dice: niente di mia proprietà, tutto è del centro studi e iniziative. Lo scrive lui stesso, in qualche modo è questo centro l'elemento, il motore della sua azione. Senza quello non ci sarebbe stato tutto quello che Danilo ha fatto. Il centro appunto nasce appunto in realtà già nel maggio del 58 e, come si è detto, appunto in realtà ha delle ramificazioni in 4 altri paesi della Sicilia occidentale: Roccamena, Corleone, Menfi e Cammarata San Giovanni Gemini, ma agisce grazie a un supporto internazionale. Ecco, qui accennava anche Marco Grifo, quindi c'è un sostegno dei comitati presenti in varie parti del mondo, dalla Svezia alla Svizzera all'America, che consentono al centro di agire sostanzialmente, perché non ci sono altri contributi pubblici di cui gode. Accanto e insieme, a fianco, diciamo, al centro nascono tutta una serie di realtà. Una l'abbiamo appena sentita, altre sono il Centro per la Formazione e la Pianificazione Organica, che nasce al borgo di Trappeto, e il Centro Educativo di Mirto, che nasce nel 75. Ma accanto anche a quelli ci sono tutta una serie di realtà cooperative importanti che nascono su impulso di collaboratori appunto del centro e che quindi diventano satelliti, no, del centro stesso, tra cui appunto alcune cooperative agricole come la Concadoro, una cooperativa artigiana, la Tre Valli o il Consorzio Irriguoiato.
fondamentale perché, come sapete, accanto alla battaglia per la costruzione della diga c'è poi la questione della gestione democratica dell'acqua, da cui appunto l'impulso per il consorzio irriguo. Cosa succede a queste carte? Allora, le carte sono sostanzialmente, si sedimentano appunto a Palazzo Scalia. Il problema viene subito posto all'indomani della morte di Danilo Dolci. Le carte sostanzialmente dopo la morte di Dolci, quindi già nei primi mesi tra appunto dicembre, gennaio del 98, iniziano una prima diaspora, perché vanno alcune di queste carte a finire al Borgo di Dio, a Trappeto, quindi comincia una prima divisione di carte abbastanza arbitrariamente. Nel gennaio del 98 arriva a Trappeto Veltroni, che tra l'altro in una cronaca appunto dell'Unità si scrive, trova appunto queste carte in condizioni veramente brutte, disordinate, un po' abbandonate, per cui si pone subito l'esigenza di mettere ordine a quanto appunto è stato già nel tempo raccolto, conservato al centro, e valorizzare questa eredità. Tant'è vero che già settembre del 98 viene lanciata la proposta di istituire un parco letterario, e all'interno di questo progetto abbastanza composito, di cui Amico è uno dei protagonisti, si parla appunto dell'archivio. Si dice appunto di riordinare questo archivio e di dare sede all'archivio nell'ex asilo appunto che sorge al Borgo di Trappeto. In realtà il percorso è un percorso difficile per varie ragioni. La sovrintendenza, su impulso del ministro Veltroni, effettivamente invia un funzionario, ironia della sorte pure lui Basile, quindi in qualche modo non c'entra niente, non è manco parente mio. Qualcuno aveva detto, dice proprio destino, ci devono mettere mano ai Basile. Allora il dottor Mario Basile, funzionario della sovrintendenza, realizza un primo inventario sommario che riguarda soltanto la parte del borgo. E lì evidenzia appunto quello che già Veltroni aveva notato, cioè uno stato di abbandono delle carte completamente disordinate appunto in varie sale, soprattutto nell'ex asilo. Poi un problema, la presenza di alcuni nuclei di documenti presso alcuni collaboratori nelle casette, e la presenza di carte anche all'estero, appunto in virtù dei comitati, tra cui si parla appunto di quello tedesco. Poi l'aspetto legato al CRESM, anche qui è stato citato da Marco, perché appunto è un nucleo documentario che è stato consultato in passato a studiosi, relativo invece, come sapete, alla scissione del gruppo di Lorenzo Barbera a seguito appunto del 68. Quello che invece Basile non guarda è una parte che è rimasta a Partinico e che verrà spostata poi, quando viene completamente abbandonato Palazzo Scalia, alla scuola media Privitera, per disponibilità dell'allora preside, che è Giuseppe Casarrubia, che era stato anche un collaboratore del centro, e che mette a disposizione appunto un'aula al primo piano della scuola media. Lì sostanzialmente fino al 2004-2005 frequentemente si recherà José Martinetti, che è una delle segretarie di Danilo, e che appunto con qualche modo volontariamente anche metterà a disposizione la sua conoscenza di questo archivio agli studiosi, ai tanti studiosi che nel tempo comunque hanno guardato queste carte, soprattutto questi appunto di Partinico. Nel 2007 arriverà la dichiarazione di interesse da parte della sovrintendenza. Però dal 2007 al 2023 sostanzialmente questo archivio è rimasto così, cioè una parte appunto ancora alla scuola Privitera e una parte al Borgo di Dio. Amico personalmente ha accompagnato tanti studiosi nel corso del tempo che ne hanno fatto richiesta, tra cui appunto Marco, a consultare questi documenti, però quando sono incappato anche io in questa situazione ho detto dobbiamo mettere un freno a tutto questo. Quindi ci siamo detti, dobbiamo risolvere il problema, perché questo archivio, anche se ci sono queste carte, non rende gli studiosi nelle possibilità di poterlo studiare, perché manca un inventario, non è riordinato, quindi Marco si sarà disperato come me, se non peggio. E allora abbiamo presentato, appunto io, ma il Centro per lo Sviluppo Creativo, al Ministero dei Beni Culturali, questo progetto per riordinare e finalmente appunto dare a disposizione degli studiosi questo archivio nell'arco di alcuni anni. Il progetto è stato finanziato già 2 volte, quindi siamo arrivati al secondo step. Che cosa abbiamo fatto? Ecco, sostanzialmente anche qui è uno sforzo collettivo. Tra l'altro, a parte Amico, ci sono tanti ragazzi, Alberto, le ragazze che
hanno avuto una parte anche loro importantissima e che ringrazio, sfrutto l'opportunità, perché ci siamo veramente tutti dati da fare. Qui vedete soltanto alcune foto dove, sorridenti, ma abbiamo sudato, abbiamo raccolto tutto quello che era presente al borgo di Trappeto. L'abbiamo tutto riportato finalmente in un unico archivio, che è appunto a Partinico, presso la scuola Privitera. Lì abbiamo spostato quanto era stato già trasferito nel 2001 in un'aula nuova, che fosse comunque più, come dire, archivisticamente compatibile con l'esigenza di conservazione e anche eventualmente poi di ricerca, quindi disponibilità dei ricercatori. 2 sono le fasi che abbiamo, diciamo, che ho seguito. In una prima fase sostanzialmente mi sono dedicato a riordinare in particolare una serie, noi archivisti, scusate, usiamo dei termini specifici, ma è una parte, diciamo, dell'archivio che riguarda la gestione amministrativa. Questa parte riguarda all'incirca 100 buste, 100 unità archivistiche, e ho utilizzato, come vedete, poi anche un software che si chiama Archimista per appunto inventariare queste prime 100 buste. Nella parte successiva invece adesso mi sono dedicato più a quello che veniva dal Borgo di Dio, dove sono presenti all'incirca 500 fascicoli sciolti di documentazione che è relativa alle tante attività svolte dal centro. Si tratta all'incirca, allo stato attuale, di 30 metri lineari di documentazione, sono all'incirca 200 buste, 500 fascicoli sciolti, oltre a una serie di carte libere. Ho fatto brevemente, vedete, una selezione di foto tra quello che troviamo lì. Carte amministrative, sembrerebbero aride, invece importantissime. Guardate qui, c'è saltato fuori a un certo punto tutte le fotografie, ecco, delle schede dei tanti collaboratori provenienti da tutto il mondo, che appunto chiedono di venire qui a Partinico. Alcuni arrivano, altri no. Però è interessantissimo, no, professore, perché ci dà una miniera di informazioni, perché questi ci spiegano chi sono, da dove vengono, cosa hanno studiato, cosa vogliono fare, perché hanno conosciuto il centro studi. E poi vedete una serie di schizzi, questo per esempio è relativo al centro di Mirto, bellissimo. Abbiamo anche i progetti poi, quindi relazioni geologiche, tutto questo è assolutamente documentato. Poi qua c'è un certificato di un certo Franco Alasia, cioè, no? Ma ci sono libretti di lavoratori che si chiamano Amico Dolci, no? Quindi ogni tanto con Amico ci scambiamo le lettere, le reti dolciane. Qua rubo in qualche modo il titolo del libro, è bellissimo. Guardate, tra queste c'è una certa René Rochefort che sottopone il libro, così, la sua struttura del libro a un certo cher amico che è appunto Danilo Dolci, e il libro è La Sicilia degli anni 50, che è un grandissimo affresco degli anni 50, quindi ecco, dico, quando si parlava del contesto generale, Manuela, cioè tanti di questi studi importanti passano dalle mani di Danilo, e alcuni degli studi importanti degli anni 50 sull'industrializzazione hanno come protagonisti studiosi del centro come Itten, no? E Marchioni. Itten e Marchioni. Itten è un collaboratore di Danilo. Qua c'è una lettera di un certo Senghor, presidente del Senegal, che invita sempre un Cher Dolci a venire. Manifesti. E tra i manifesti l'altra volta, con grande nostra sorpresa, tiriamo fuori questo striscione, bellissimo. Vogliamo il ritorno dei nostri figli emigrati per disperazione. A quel punto ho abbracciato mia sorella, che è a Roma emigrata per disperazione. C'era anche lei, ci siamo fatti la foto tutti insieme. Rassegna stampa, guardate alcune delle cose che abbiamo dette, cioè la lotta, lo sciopero alla rovescia, in realtà vedete in questo ritaglio di stampa si dice negli anni prima ancora dello sciopero alla rovescia, che già era praticato nella zona tra Carini e Partinico, quindi non sono delle pratiche del tutto nuove. E indagini sociali, manifesti che riguardano le tantissime manifestazioni a cui partecipa in tutto il mondo Danilo. Qui c'è semplicemente un'iniziativa del CIDI, ma ci sono le carte della documentazione del processo Mattarella Volpe, con copie delle testimonianze, con appunti di Danilo, che fa un quadro anche della mafia del comprensorio, cioè su Partinico è molto dettagliata, per esempio, analisi sociologiche su tutti i paesi del comprensorio, molto interessanti, e ovviamente le bozze e gli appunti di Danilo, che prendeva appunti su ogni riunione. Ecco, vedete, quelle erano fondamentali, erano tutte verbalizzate in più copie, ciclostilate, e facevano poi il giro anche dei comitati. Questo è semplicemente un'ipotesi di ricostruzione che mi
ha portato sostanzialmente a distinguere, nonostante la difficoltà che vi dicevo, due tronconi principali, cioè un archivio vero e proprio del centro e un archivio di Danilo Dolci. Concludiamo dicendo che appunto l'archivio Dolci, come si è accennato, ha comunque delle parti fuori. Si è accennato, lo diceva Marco Grifo, alla Danilo Dolci Collection dell'Università di Boston, che ha permesso ad alcuni studiosi anche appunto americani di mettere mano su quello. Concludo però dicendo che appunto si parlava di corrispondenza di reti di Danilo Dolci, chiaramente molta parte della documentazione di Dolci è presente in altri archivi e qui brevemente ne ho elencati alcuni, da quella dell'archivio dell'Animi, consultata dal professore Schirripa per quel lavoro appunto sul Borgo di Dio, a Lelio Basso, Carlo Levi, Carlo Doglio, Aldo Capitini, Giuseppe Casarrubia, Tommaso Fiore, di cui sta uscendo un bellissimo volume di corrispondenza con Dolci, e altri appunto di collaboratori sparsi per il mondo. Quindi il lavoro è ancora lungo, ci vorrà ancora del tempo, però speriamo di realizzare per tanti studiosi che possono e vogliono ancora mettere mano su questa storia un passo importante. Grazie Basile anche per questo interessantissimo intervento. Chissà, mi chiedevo, guardando la foto, se Danilo avrebbe mai trovato un tavolo rotondo che ci potesse contenere tutti, perché nessuno sfuggisse a esprimere il suo parere. Chi conosce Danilo sa che forse avrebbe tentato e cercava tutti i modi per sentire tutti i pareri, per valorizzare gli interventi, eccetera. Ma facciamo un tentativo anche qui. Non cerchiamo di lasciarci con le relazioni, parliamo, facciamo domande. Abbiamo ancora un po' di tempo anche per avere un incontro con amici. Io per esempio avrei tante cose da dire, qualche altro amico immagino che vorrà pure dire la sua, ma anche i giovani, se è stato interessante, che cosa vi ha interessato di più? Prego. Può venire qui? No, non ho capito. Di là non la... Ah, vi sta... Bene. Prego. Scusi, come si chiama? Polito. Pietro Polito. No, volevo... Adesso domani vi tedierò con Capitini e Dolci. No, volevo fare un brevissimo intervento come direttore del Centro Studi Piero Gobetti di Torino e curatore dell'archivio Norberto Bobbio, e ringraziando Schirripa per essere stato invitato. Intanto rallegrarmi di questa iniziativa, compiacermi per il rigore scientifico che ha e per la presenza di tante e tanti giovani, cosa che è estremamente rara a Torino, quindi questo è un segno importante. No, quello che volevo dire è che e complimentarmi poi col lavoro dei due Basile per il riordino dell'archivio, che è veramente straordinario, e proporre una collaborazione tra l'archivio Norberto Bobbio di Torino, l'archivio Dolci di Partinico e più in generale gli archivi del Centro Studi Piero Gobetti. Sono problemi e difficoltà che non sono solo degli archivi conservati al sud, sono difficoltà che incontriamo anche... io poi sono un torinese d'adozione, quindi conosco entrambe le realtà, anche a Torino. Tra gli altri, a cui alludeva prima Basile, c'è Norberto Bobbio. L'archivio Norberto Bobbio, che conosco bene e che è stato studiato anche per la parte che riguarda i rapporti con Dolci, e sarà studiato, è in corso di studio. C'è una parte molto ampia, diciamo così, di documentazione che riguarda i rapporti tra Bobbio e Danilo. Il rapporto Bobbio-Danilo è importante,
e con Marco Grifo che si avvia a diventare anche lui un torinese d'adozione, con Schirri si sta ragionando all'idea e anche con Giuseppe Barone, di organizzare qualcosa a Torino su Dolci, non solo in relazione a Bobbio, perché, e concludo con questo, c'è un capitolo della storia di Dolci che anche l'attento Barone, non so se tu invece non commetti questo errore, che è quello di trascurare il Dolci piemontese, che il Dolci piemontese non è solo il Dolci che poi interloquisce con Bobbio, col partito d'azione, con la cultura azionista, ma c'è proprio una fase della vita di Danilo Dolci che si svolge a Pozzolo Formigaro, che è un paesino dell'Alessandrino, e Pozzolo Formigaro, voi assolutamente dobbiamo entrare in contatto con Pozzolo Formigaro, ha dedicato una piazza a Danilo Dolci. Quindi questa fase del Dolci che è il Dolci immediatamente precedente, allora tra Nomadelfia e Partinico, il Borgo di Dio, c'è Pozzolo Formigaro. Quindi, ma io questo volevo dire solo semplicemente che sono veramente, come dire, ammirato, diciamo così, del lavoro che state facendo. Bene. Altri interventi? Domande? Io sono il professore Ferro di Pisciarmelli. Il professore Schirica, ci siamo sentiti, molto piacere di conoscerla. Insomma, tanti anni fa ho frequentato un seminario all'Istituto di Storia della Musica, allora, prima che diventasse Dipartimento Aglaia, tanto tempo fa, nel 93-94, insomma, ho avuto il piacere incredibile di partecipare a un seminario di Danilo Dolci, diciamo, di questi di cui si parla tanto, non so quanti di voi abbiano qua avuto questa fortuna, perché è qualcosa che rimane impresso, no? La incredibile capacità di creare sul momento, proprio all'istante, quando davanti alle persone, quel momento di cui si parlava in precedenza, empatico, di gruppo immediatamente. Io ho sentito, diciamo, il richiamo e sono venuto qui a partecipare portando i miei ragazzi del liceo Meli, anche loro, che sono due classi, una quarta e una quinta del liceo, diciamo così, scelti proprio, non selezionati, sono stati portati così per quello che loro sono, per la loro natura. E quindi ho il piacere di essere qua con voi. Tutto qua. Grazie. Sì o no? No, io intervengo solo per ringraziare tutti, veramente bellissimo vedervi, fra l'altro in questo luogo di cui siamo tanto amici, tanti ricordi. Quando si dice 22-23 anni fa, effettivamente anche fra i nostri collaboratori ci sono tanti giovani che ancora non erano fra i nostri collaboratori. Sono felice del percorso che sta prendendo l'Archivio, ci prenderà tantissimi anni, ma metterà tantissima gente anche lontana, senza necessità di doversi spostare tanto durante la giornata o durante i mesi, quando ha degli spazi disponibili, per studiare questa vicenda. Come sapete, noi come centro soprattutto proponiamo la metodologia di papà. Nelle scuole siamo presenti con i laboratori maieutici, poi molto spesso non siamo più presenti perché continuano loro in qualche modo, e le scuole che erano qualche anno fa soprattutto licei sono diventate non solo scuola media ma anche molte scuole elementari. Ora l'ultima intitolata Papà è ad Acireale, è una scuola elementare, fra l'altro devo dire deliziosa, in cui un nucleo di educatori che lavora insieme da una decina d'anni, quindi senza tanti trasferimenti, e scuola dell'infanzia e scuola elementare hanno intorno a una preside molto
illuminata hanno creato una tradizione nei paesi vicini con altre scuole, Gianni Rodari, Don Milani, Zavalloni, insomma è un bel vivaio, e vedere questi bambini attentissimi come noi, come voi stasera all'inaugurazione, anche mia moglie che è in pensione ma ha sempre lavorato nel mondo della scuola dell'infanzia, era ammirata di come questi ragazzini erano non coercitivamente presenti, ma interessati a quello che si diceva e si faceva. Dobbiamo dire che era un poco più interattiva, ecco l'attività. Loro hanno cantato, io ho suonato, il sindaco ha ringraziato, i bambini hanno letto, molto corale. Ma questo momento di studio, sono felice che ci sia anche Pietro, oltre Francesca, tantissimi di voi oggi e domani, sarà un contributo importante per tutto quello che seguirà. Veramente grazie, ciao. Dopo Amico c'è qualche altro intervento? Prego. Sì, venga. Buonasera a tutti, sono una studentessa, sono Anna, una studentessa del terzo anno di Scienze della Formazione Primaria della LUMSA di Palermo. Intanto ci tengo a ringraziare tutti i relatori e poi volevo far risuonare 3 espressioni. La prima, attrarre energie vive. La seconda, la commistione tra sacro e sovversivo, e la terza, diciamo, l'atteggiamento di empatia e distanza dall'oggetto di analisi nel contesto di una sociologia pubblica. Deve rispondere, sì, era una domanda. È una domanda. Vabbè, ecco qui. Hai fatto una relazione. Sì, no, vabbè. Allora, il discorso che facevo prima su empatia e mantenere la distanza è un po' il problema che si pongono in generale chi fa ricerche, direbbe Bourdieu, etnosociologiche, però in realtà dovremmo dire etnoantropologiche, ecco. Però che è un problema antico di chi fa osservazione partecipante, ma di chi in generale studia degli oggetti viventi, appunto. Da una parte entrare in contatto, guadagnare l'accesso, si dice tecnicamente così, e quindi entrare in contatto anche con il mondo che si studia e quindi con le persone che sono fatti di corpi, sono esseri viventi, con una loro storia, una loro biografia e quant'altro, e rendere visibile quella parte non visibile che in realtà è quella che organizza la vita, genera effetti organizzativi nella vita di queste persone. Ma dall'altra, per l'appunto, restare sufficientemente distanti per poter mantenere quella lucidità e quella, ecco, quel rigore che è necessario quando appunto si osserva un oggetto in qualunque forma, soprattutto, ripeto, quando è questo oggetto importantissimo come l'essere umano. Perché questo è in relazione, è un aspetto importante con la sociologia pubblica, o comunque perché io ho messo in relazione queste due cose? Perché è un problema che abbiamo un po' come comunità scientifica, secondo me anche, noi è legato al fatto che
come dicevo prima, la sociologia oggi si trova a dover sicuramente interloquire con tantissime altre discipline, anche perché, come hai detto tu, giustamente l'interdisciplinarietà ormai è come dire, è il sapere, non i saperi interdisciplinari, il sapere interdisciplinare che diventa assolutamente necessario, esattamente. Quindi però d'altra parte, essendo una scienza, chiamiamola, ecco, condividiamo almeno questa posizione multiparadigmatica, ha molti paradigmi al suo interno, molto spesso ha difficoltà a interloquire per l'appunto con le altre scienze. Quella che sta avendo più successo è quella che appunto in qualche modo accetta in maniera più diretta quei canoni anche di scientificità, che rischia di diventare ogni tanto scientismo, e questo è un po' un pericolo, però d'altra parte è vero che è quella che si trova meglio a dialogare con le altre scienze. Una sociologia pubblica, ecco, come appunto dicevo facendo riferimento a Barroway, deve fondamentalmente però fare in modo tale che quello che gli oggetti di studio, così come le tematiche che vengono fuori, gli argomenti che vengono fuori dagli oggetti di studio, non restino vincolati ad un problema che riguarda soltanto quell'accademia, perché non riusciamo a comprendere i problemi sociali se non li analizziamo nella forma che assumono come problemi sociologici. Come dire, il ladro sotto casa è un problema sociale, perché il problema sociologico è la devianza, non il ladro sotto casa. Cioè, se non riusciamo, secondo me, a fare anche un po' queste distinzioni, e allora diventa un problema che è quello che ci viene richiesto anche, appunto da questo ormai non si può chiamare movimento, ma da questa linea che ha preso appunto la sociologia pubblica. Quello che viene chiesto è avere anche la capacità, ripeto, di non analizzare soltanto o di guardare soltanto a questi problemi sociali come si guarda a qualcosa che è appunto lontano, ma di non solo proporre con delle soluzioni, eccetera, ma soprattutto di coinvolgersi direttamente, ecco, nelle attività, ecco, un po', ripeto, come faceva Dolci. Dolci studiava per risolvere i problemi, cioè guardava con una competenza parziale, se vogliamo, quello che vogliamo, perché poi la sua vena era, come ho detto in altre occasioni, una cosa a cavallo tra l'arte e la scienza, in realtà era una via di mezzo. Questo obiettivamente doveva servire per innescare alcuni processi di presa di coscienza, consapevolezza e domanda di cambiamento, perlomeno di mutamento di quelle condizioni di vita. Non è che doveva cambiare tutto deve cambiare, c'è sta cosa poi il cambiamento. No, c'erano delle condizioni che erano assolutamente tragiche, e quindi chiaramente per poter rendersi conto di essere in una certa condizione ne devi essere prima consapevole. Insomma, questo era un po' il discorso della sociologia pubblica. Ecco. Ok, grazie Fabio. Altri? Saranno i numeri. Non ho capito, i piselli. Chi è che parla? Non so se il Presidente può fare domande, cose, può intervenire. No, c'è un intervento, prego. Brevissima, Giuseppe Clemenza del Liceo di Messina. Insieme con Adriana Morisani e la collega Silvana Urso, siamo arrivati un po' in ritardo per via dell'autostrada. Abbiamo avuto la fortuna tanti anni fa ormai di fare un'esperienza di laboratorio maieutico con Amico, e
diciamo che più o meno lo mettiamo a regime nelle nostre classi. Questa è una cosa di cui poi parleremo nel laboratorio di domani pomeriggio. Una delle prime cose, io insegno scienze umane, che diciamo ai nostri ragazzi è che le scienze umane, o meglio scienze sociali, sono scienze di confine. Mi ha fatto molto piacere ascoltare il suo intervento, perché generalmente la sociologia con cui noi dialoghiamo, anche come formazione, è quella sociologia invece istituzionalizzata, formale, chiusa a contaminazioni con le altre scienze umane. Per dire, da noi a Messina sociologi, antropologi culturali si sparano, no? A livello accademico. Per fortuna noi invece nella scuola non abbiamo questi problemi, e pensavo che anche nelle reti di Dolci c'era Lombardo Radice, che è un antropologo. Quindi questo taglio e questo respiro che lui ha, mi veniva in mente mentre ascoltavo una frase: le prospettive vaste non devono farci perdere il dettaglio. È proprio un respiro che permette di connettere al di là di tanti scientismi. Quindi mi ha fatto piacere questa visione. Il problema è che poi quando passa dall'accademia, nell'accademia a volte queste aperture non ci sono. Dolci ci ha insegnato invece come poterle fare in una maniera forse un po' più umile, no? Come quella che facciamo noi insegnanti di studi superiori. Ma sono molto contento di come sta andando la discussione, eccetera. Non stiamo imbalsamando Danilo Dolci, ma invece stiamo proprio sviscerando gli aspetti che lo rendono vivo più che mai. E mi pare che venga con forza fuori questo tema della interdisciplinarità, che è l'anima viva forse del dolcismo. Avrei una piccola cosa da dire sugli aspetti economici, nell'analisi della Patti e dell'altro amico. Come loro nella descrizione veniva fuori quanto contraddittori fossero quei processi, che pure erano stati mirabilmente analizzati. Si parlava del convegno di Parma Montechiaro, con interventi di altissimo livello che poi furono sviluppati nel convegno successivo, in cui vengono diciamo, precisate tutta una serie di iniziative del centro. Però io voglio dire una cosa: il dibattito diciamo, sugli aspetti economici era molto critico. Vorrei sollevare solo una questione. Esce nel 1970, siamo quasi alla conclusione dell'intervento dell'iniziativa di Dolci, che poi si dedicherà ad altro. Esce un libro molto non conosciuto, mi pare che forse Marco fa un riferimento. Il libro è di Itten e Marchioni. Itten era un grandissimo studioso di livello internazionale, Marchioni era diciamo, un collaboratore del centro e un economista molto, molto serio. Il libro inaugurava la lunga serie dei senza sulla Sicilia, come diranno poi gli Schneider, tutte le analisi, gli storici, eccetera. Pubblicando gli atti sul convegno di Palma, ho parlato di una Sicilia senza, per tutto, diciamo, la preposizione privativa era l'espressione dell'analisi dei processi economici. E esce questo libro intitolato Industrializzazione senza sviluppo. Industrializzazione senza sviluppo in un momento in cui c'era l'ENI col polo di sviluppo che stava già provocando tanti disastri, e ne abbiamo pagato le conseguenze poi successivamente. Questo libro, che era stato commissionato dall'ENI, io non ho trovato riferimenti su questo libro nelle ricostruzioni storiche, eccetera. E più volte ho insistito su questo argomento, che mi sembra particolarmente
importante perché l'esperienza di Dolci non è stata solo spesso dimenticata, non valorizzata, non utilizzata come avrebbe dovuto anche per guardare in avanti, ma c'è stato un processo di, io non riesco a capirlo, di nascondimento quasi, ma la vicenda del libro che esce da Franco Angeli, dicevo nel 1970, Industrializzazione senza sviluppo, è sintomatica. Commissionato da Leni, a Leni il libro, i risultati della ricerca non piacquero, è vero? Non piacquero assolutamente diciamo, fecero un intervento clamoroso, cioè ritirarono il libro da tutte le librerie. Per cui se noi non continuiamo il libro è molto poco conosciuto perché qualche copia si trova in qualche biblioteca, eccetera. Questo è un fatto molto grave perché ci fa pensare a come molte delle cose di Danilo Dolci, delle iniziative, delle unioni, non sono state soprattutto come dire, valorizzate e avrebbero potuto avere una continuità. Non sono state apprezzate, eccetera, e soprattutto diciamo che quell'analisi del tipo di sviluppo economico che veniva fatta da Itten e Marchioni è stata ripresa poi, dicevo, proprio in una serie di saggi che proprio mettevano l'accento su come quel tipo di sviluppo non era in effetti un tipo di sviluppo. Cito questo esempio di Priolo perché poi abbiamo saputo i disastri e il dibattito che sono successi dopo, e soprattutto il fatto che quell'esperienza e quell'analisi dei processi economici poi non fu molto valorizzata e mi sembra un'incognita incredibile. Va bene? Grazie. Lei mi ha dato la possibilità di concludere l'intervento che non ho potuto concludere con la chiosa finale perché ovviamente avendolo diviso in due ovviamente mancava la conclusione. Sì, no, ma va benissimo così, poi lo scriviamo anche insieme a quattro mani. No, però allora, noi ci siamo ovviamente concentrati sulla ricostruzione di un contesto e in questo contesto si capisce bene quel contesto lì in cui si muoveva Danilo Dolci se lo compariamo col presente. Io faccio sempre lavorare i ragazzi nel rapporto passato-presente e il rapporto passato-presente si basa non su una ricerca di similitudini ma sulla ricerca delle differenze, perché noi ci capiamo e ci comprendiamo sempre in relazione alle differenze. E se noi pensiamo a quel periodo storico, è un periodo storico in cui al centro della discussione pubblica, ognuno con la sua visione, spesso contrapposta, radicalmente contrapposta, aveva come obiettivo, come zenith, l'idea dello sviluppo. Poi che questo sia riuscito o non sia riuscito è il prossimo convegno. Però l'idea era chiarissima, era al centro della discussione pubblica. Se andiamo a prendere qui il giornale L'Ora e lo sfogliamo dal 50, soprattutto dal 55 fino... Ogni giorno troviamo 2, 3, 4 articoli sulla regione siciliana e la parola sviluppo in qualunque giorno della settimana. Poi sugli esiti dell'antropologia. Veniamo al presente per capire proprio la differenza proprio dei contesti. Oggi la Sicilia si trova ad affrontare questioni che non sono meno gravi e meno difficili rispetto a quel periodo storico. Pensiamo al tema della desertificazione delle aree interne e non solo delle aree interne, il tema dell'acqua, il tema dei rifiuti, il tema dell'occupazione, l'emigrazione dei giovani che se ne vanno fuori. Sono tutti temi che ci fanno pensare a una Sicilia senza futuro. E pensiamo a quanto dibattito ci sia oggi su questi temi nella discussione pubblica regionale,
quanto la classe politica regionale sia presente su questi temi, quanto intervenga, quanto la regione siciliana intervenga su questi temi. Perché facendo questa comparazione capiamo bene anche quella contestualizzazione. Danilo Dolci stava in quel mondo ed era un mondo che aveva delle visioni. E purtroppo questo ci fa capire che oggi non solo manca un Danilo Dolci, ma manca anche tutto il resto. E questo forse è la cosa più importante forse di questo convegno, perché è l'opportunità per ricordarcelo. Manuela, Patti. Solo una cosa velocissima. Dico, riallacciandomi a quello che diceva Andrea, ma al libro che citava Salvatore Costantino, mi sembra anche in questo caso importante sottolineare la capacità di collegarsi a un dibattito che è globale, perché negli anni 70, già fine anni 60, ma soprattutto negli anni 70, che inizia un dibattito sui limiti dello sviluppo. Quindi, come dire, io ora quel libro non lo conosco, ma sarebbe interessante capire anche in che relazione sta con un tema che poi è centrale anche rispetto alle questioni ambientali dalla metà degli anni 70. Quindi, come dire, ricollocare anche una dimensione locale in un discorso più ampio. Il libro no, vabbè, solo questo. Il libro è molto critico sul tipo di sviluppo che si stava realizzando in Sicilia, ma come tu mi insegni, il dibattito critico cominciava già anche ricordo la Confindustria siciliana, che cominciava a dire questo petrolio scoperto in Sicilia fa schifo, è una cosa che serve proprio così, SIC, che serve soltanto a inquinare, a rendere, e poi sappiamo bene tutto quello che è successo, eccetera. Quindi io l'ho citato perché inaugura proprio la Sicilia dai senza, e poi usciranno tanti fiori di storici, di cose eccetera, che cominceranno a lavorare, gli Schneider che vengono, tutti quelli che vennero in Sicilia, eccetera, a parlare e a criticare questa idea di sviluppo. Bene, abbiamo un paio di minuti, quindi io vorrei soltanto ringraziare gli ultimi interventi, insomma tutti gli interventi di questo momento. Allora, vorrei ringraziare anche chi non è abituato magari a stare 3 ore a sentire un convegno, e veramente grazie sinceramente, perché noi ci poniamo sempre un problema di contesti, anche quello che diceva amico prima, si cercano tanti modi, non c'è mai una risposta adatta, no? Quello di cui abbiamo parlato oggi è anche un campo di tensione fra come, no, stare assieme, elaborare conoscenza assieme e trovare gli strumenti adatti. Per esempio domani chi fa i laboratori avrà la prestazione agonistica di dover dire in 3 minuti ciascuno quello che è successo in 2 ore di laboratorio, quindi è sempre un tendere verso, no? E questa cosa, fra l'altro, il Dolci poeta forse l'ha spiegato anche meglio del Dolci saggista, questo campo di tensione. 2 cose che si sono viste bene, secondo me, dagli interventi di questa sera e che ci aprono un po' all'agenda di domani mattina, che oltre alle condizioni di contesto che ci servono per vedere cose che finora della storia di Danilo Dolci e dei mondi che gli ruotavano attorno non abbiamo visto, c'è anche il tema che secondo me è abbastanza evidente in quello che stiamo tentando tutti assieme di fare, delle condizioni di contesto in cui noi oggi chiediamo a quella storia di essere raccontata con linguaggi diversi, con prospettive diverse. No? C'è qualcosa che si sta muovendo nella nostra consapevolezza di persone che studiano questi fenomeni, dipende anche da quello che sta succedendo fuori probabilmente, insomma. E quindi grazie a chi ce lo ha ricordato, ci vediamo domani alle 9 nell'aula magna della LUMSE in via Filippo Parlatore.